Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda, in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Zona di, sappiamo, zona gialla adesso, zona gialla in teoria anche dai prossimi giorni, però stanno arrivando brutte notizie del resto d'Italia con molte regioni che diventeranno zona arancione. Se ne parlerà di sicuro nella conferenza stampa che il governatore Luca Zaia terrà alle 12:30 in collegamento qui con noi dalla sede della Protezione Civile di Marghera e anche sui nostri social, quindi importantissimo l'appuntamento delle 12:30. Si parlerà anche di autonomia perché ci sono delle novità su questo tema davvero importante per il Veneto, ma è molto importante il collegamento che andiamo a fare proprio adesso con la nostra Chiara Gaiani che è a Tombolo, ci pare dalle ultime notizie, perché è una cosa che è ancora in via di definizione. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando e buongiorno ai telespettatori. Mi trovo per la precisione in via Sant'Antonio a Tombolo, all'interno della zona industriale, alle spalle dell'ecocentro di Etra c'è questo capannone che vedete dove si triturano materiali plastici per il riciclaggio. Il capannone di un privato che ci ha peraltro autorizzato a stare qua dentro. Alle 8:30 circa di questa mattina all'interno si è sviluppato un incendio di natura accidentale dovuto ad una scintilla provocata da una macchina per la lavorazione, per la triturazione della plastica, che poi è volata proprio all'interno del capannone. Adesso io provo a farvi vedere che cosa sta succedendo. Come vedete qui sono presenti circa una ventina di vigili del fuoco arrivati in forze da Cittadella, da Padova e anche da Castelfranco. C'è anche il sindaco che vedete di Tombolo in questo momento presente sul posto. Intanto diamo le buone notizie. Non ci sono grossi pericoli per quanto riguarda la popolazione, anche se il sindaco ha firmato un'ordinanza valida fino alle 15 del pomeriggio in cui invita la cittadinanza a non uscire dalle abitazioni per prudenza, ma i primi rilievi fatti dai tecnici dell'ARPAV dicono appunto che per fortuna qui la situazione è sotto controllo. Altra buona notizia, l'incendio è sostanzialmente sotto controllo, ci sono ancora al lavoro dei vigili del fuoco che stanno cercando appunto di circoscrivere e soprattutto di muovere il materiale per capire se sotto insomma ci sono degli altri focolai che bruciano. Un intervento molto tempestivo. I primi a partire sono stati proprio già gli addetti della ditta, poi sono subentrati i vigili del fuoco, quindi qui la situazione per fortuna è sotto controllo, ma sono state un paio d'ore di grande paura e soprattutto di grande tensione all'interno di quest'area. Allora, vediamo, dovremmo avere anche una fotografia, no? Perché non riusciamo a... Forse sì, dovremmo avere una fotografia, eccola qui, del fumo che fuoriesce. Questa è la pagina, una pagina Facebook, quindi insomma vediamo che la situazione è abbastanza, era abbastanza complicata, però da quello che ci dici dovrebbe risolversi tutto in modo positivo, quindi sì, l'ennesimo... Le notizie sono queste. Molto bene. Chiara, abbiamo... Il lavoro, se posso, sì. è stato complicato dal fatto che c'è una linea dell'alta tensione che corre proprio alle spalle del capannone. In questo momento i vigili del fuoco hanno chiesto all'Enel di bloccare l'erogazione della corrente elettrica e quindi parte della zona artigianale, perché ci troviamo a circa 1 chilometro di distanza in linea d'aria dal centro proprio di Tombolo, dalla chiesa, dal municipio, dalle scuole, e questa è una zona artigianale. Qui in questo momento parte della zona artigianale è senza corrente elettrica. Allora, ci fanno sapere che le stesse prescrizioni emanate dal sindaco di Tombolo sono raccomandate anche ai cittadini della zona sud di Cittadella, frazioni di Facca e Santa Maria, quindi essendo una zona di confine, però poi tutto il resto lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera, telegiornali delle nostre emittenti, ma anche il TG Bassano, perché nell'Alta Padovana siamo sempre presenti. Chiara, se non ci sono altri aggiornamenti su questa notizia, ti chiedo se hai cronaca da Padova, altrimenti andiamo a sentire la nostra Gabriella Basso da Vicenza.
La cronaca purtroppo è la cronaca che abbiamo raccontato anche nei nostri TG, nelle ultime edizioni del TG di ieri sera. Purtroppo c'è da registrare una vittima sul lavoro, un operaio di 63 anni che è caduto da un soppalco all'interno di un'azienda di Perarolo di Vigonza. L'operaio è sostanzialmente morto sul colpo, l'ennesima morte bianca sul lavoro accaduta alle 14:30 di ieri pomeriggio. Questo lo vediamo fra poco perché abbiamo già il servizio pronto dalla vostra redazione. Chiara, se ci sono novità non esitate a contattarci. Grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a te. Allora, questa era la novità di giornata. Noi ci mettiamo d'accordo con la nostra Gabriella Basso, l'abbiamo avvertita di chiamarci su Skype per poter fare un collegamento anche con lei per capire cosa succede da Vicenza. Quindi la notizia, lo ripetiamo, si è sviluppato questa mattina molto presto un incendio nel centro raccolta rifiuti di via Sant'Antonio a Tombolo. Sul posto vigili del fuoco, ARPAV e polizia locale. È stata firmata un'apposita ordinanza da parte del sindaco di Tombolo che raccomanda alla popolazione di tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni fino a nuovo ordine. Comunque è stato spento l'incendio, siamo in via di bonifica, la cosa dovrebbe risolversi entro breve. Tanta paura perché quando brucia un centro di raccolta rifiuti e di smaltimento le cose possono sempre diventare molto complicate. Stesse prescrizioni quindi di chiudere porte e finestre anche ai residenti di Cittadella che abitano nelle frazioni di Facca e Santa Maria. Poi vi aggiorneremo durante la nostra diretta, il resto lo vediamo nei telegiornali di questa sera. Andiamo invece al volo a Vicenza, c'è la nostra, come dicevamo prima, Gabriella Basso che è... Dove sei Gabriella? Spiegaci. Ciao Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Allora siamo in piazza Matteotti, con alle mie spalle Palazzo Chiericati. Perché abbiamo scelto questa location oggi? Perché abbiamo sentito qui i vicentini, in questo momento c'è un gran via vai qui in questa zona di vicentini, abbiamo un po' sentiti su questa ripresa del percorso dell'autonomia, perché si stanno riannodando i fili di una questione, insomma, di un'autonomia che sta facendo un percorso molto lungo e complicato, visto che sono ormai anni che è stato fatto il referendum e ancora non si è giunti ad ottenere questa autonomia differenziata. Si riannodano i fili con il governo e quello che abbiamo sentito dai vicentini, diciamo che sono sicuramente contenti di questo riannodare, anche se dicono sì, comunque ci sono tanti altri problemi in questo momento, sono molto più preoccupati ovviamente per la questione vaccini e salute pubblica, quindi il Covid, e rimangono un po' perplessi nel senso che qualcuno ci ha detto vorremmo che fosse così, però insomma i governi che si sono succeduti non hanno fatto ben sperare, quindi anche in questo sono un po' titubanti, stanno lì alla finestra ad aspettare, a vedere se il governo Draghi farà qualcosa. Insomma. È arrivata una comunicazione anche dal presidente Luca Zaia che conferma l'insediamento ufficiale del comitato scientifico dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata, istituito con legge regionale 44 del 2019. Ci sono fior di luminari ed esperti, poi lo diciamo anche per i nostri telespettatori, stiamo raggiungendo anche il professor Bertolissi a Padova per un'intervista in esclusiva su questo argomento che vedremo nelle nostre emittenti, nei nostri telegiornali di questa sera. Il comitato avrà il compito di condurre specifici studi e ricerche per supportare le richieste della Regione volte al riconoscimento di maggiori competenze. Quindi insomma nell'alveo di quanto è stato fatto finora una ripartenza importante. Era giusto anche rimettere in moto la macchina che a dire il vero non si è mai spenta, e lo confermiamo noi che abbiamo sempre durante i nostri telegiornali il contatore dei giorni che sono passati dal giorno del referendum, con i quali i veneti hanno sancito chiaramente la propria volontà di ottenere l'autonomia nell'alveo di quanto previsto dalla Costituzione. Quindi notizia importante. Noi della redazione di Bassano stiamo sentendo i bassanesi su questo argomento, quindi è un po' l'argomento importante di giornata. Gabriella, ci sono anche notizie di cronaca da Vicenza? Allora, la notizia di cronaca che abbiamo oggi ancora riguarda il Covid, perché la polizia ha fatto un controllo nella serata di ieri in Piazza Castello dopo le 18:30, ha trovato un gruppo di ragazzi, un assembramento di ragazzi, tutti comunque con la mascherina, però da un controllo più, diciamo, più stretto
si sono resi conto, hanno verificato che uno dei ragazzi presente, un 19enne, in realtà era positivo al Covid e doveva rimanere in quarantena, invece era fuori appunto con gli amici, quindi chiaramente è stato sanzionato e riportato a casa dove doveva terminare appunto la quarantena. Per quanto riguarda le notizie di cronaca, invece per quanto riguarda una cosa di città proprio locale importante, perché oggi sono tornati a scuola i bambini, i ragazzi dopo i 3 giorni di festa di Carnevale, le scuole sono rimaste chiuse e abbiamo avuto così i dati anche di quelle che sono le iscrizioni per l'anno 2021-22 relative alle scuole dell'infanzia, e le scuole comunali di Vicenza tengono ancora anche quest'anno, quindi vuol dire che hanno ancora diverse iscrizioni, molte di più rispetto all'anno precedente. Purtroppo però le scuole sono quelle e gli spazi sono quelli, 55 ragazzi sono rimasti esclusi da queste graduatorie, ma troveranno, l'amministrazione ha garantito che troveranno collocazione in quelle che sono poi le altre scuole comunali, statali che sono presenti sul territorio. Parliamo di scuole dell'infanzia ovviamente. Abbiamo parlato poi ovviamente anche di vaccinazione degli insegnanti, e qui si sta aspettando ancora che il Provveditorato agli Studi con il SISP di Vicenza riesca a fare il quadro del cerchio, si può dire così, cioè nel senso trovare la formula, la modalità, i tempi per poter vaccinare appunto gli insegnanti. Tanta carne al fuoco quindi per il TG Vicenza di questa sera. Diamo appuntamento ai nostri telespettatori a un telegiornale con moltissime notizie dalla città e dal territorio. Gabriella, la raccomandazione è quella che rivolgiamo a tutti i nostri colleghi: se ci sono novità importanti non esitate a richiamarci, e siamo qui col Focus TG appunto per raccontare in diretta quello che succede sul territorio. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Rientriamo da Vicenza, ritorniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo, alle 12:30 c'è Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo già sentito le notizie principali dalla provincia di Padova, perché da Padova città insomma succederà molto altro ancora, ma avevamo la nostra Chiara Gaiani in collegamento da Tombolo per un incendio spaventoso che si è verificato in un centro di raccolta rifiuti che ha comportato anche una comunicazione da parte del sindaco, che ha chiesto ai cittadini di chiudere porte e finestre. La stessa cosa ha fatto il sindaco di Cittadella nelle frazioni al confine con Tombolo. La vicenda sembra essersi risolta, stanno ancora lavorando i vigili del fuoco per evitare la ripartenza di pericolosi focolai, ma il fuoco, l'incendio è domato. C'è anche l'ARPAV sul posto per capire eventuali ricadute per la salute pubblica. Di questo saremo poi più precisi nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Vicenza, la nostra redazione vicentina sta sentendo il polso dei cittadini per capire soprattutto cosa pensano di questa ripartenza dell'autonomia, l'importanza di portare avanti il percorso autonomista che è stato per ovvi motivi rallentato durante l'emergenza coronavirus, ma che riparte con l'insediamento di questo comitato scientifico, possiamo dire, di esperti e luminari che dovrà tracciare la roadmap da qui ai prossimi mesi. Notizie di cronaca come sempre poi ne arriveranno e vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera. Però adesso torniamo a Padova, perché sono stati fissati i funerali del professor Basso di Padova. Rendere un qualcosa nella vita che sia della loro normalità è quello che noi vogliamo, perché questo è solo un momento che loro passeranno. C'è un prima e un dopo, ma non è vita a sé stante, è un futuro che loro devono cogliere e sapere che è un futuro. Diceva così nel luglio del 2018, inaugurando la Teen Zone, una stanza di svago dedicata ai pazienti oncologici e adolescenti. Garantire un futuro grazie alle cure per sconfiggere il tumore. Il professor Giuseppe Basso ha pensato ai suoi piccoli pazienti anche nel giorno in cui se n'è andato, ucciso dalle complicazioni legate al Covid-19. La famiglia dell'ex direttore della clinica di oncoematologia pediatrica di Padova, infatti, rispettando le sue ultime volontà, ha chiesto al posto dei fiori di destinare le offerte ai bambini del reparto. La
La data dei funerali è stata fissata, verranno celebrati sabato 20 febbraio alle 10:30 nella Basilica di Santa Giustina. È prevista la presenza di tantissime persone e difficilmente la Chiesa, rispettando le norme anti-Covid, riuscirà a contenerle. Nel frattempo continua il cordoglio cittadino. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha già detto che vorrebbe che la nuova pediatria venisse intitolata al professor Basso, mentre l'AIL di Padova intitolerà alla memoria del medico dei bambini una borsa di ricerca per le leucemie. Rimaniamo a Padova con la notizia drammatica di cui ci ha dato conto prima la nostra Chiara Gaiani, ovvero un infortunio mortale. Morire di lavoro in un pomeriggio di febbraio. Non è rincasato nella sua abitazione di Mira Rosario Fidone, 63 anni, da decenni dipendente della Francogome di Perarolo di Vigonza. Erano passate da poco le 14 quando, mentre stava procedendo allo spostamento di alcuni pneumatici, l'uomo è rovinato a terra, pare con un muletto che stava utilizzando, da un soppalco all'interno del capannone da un'altezza di circa 6 metri. Una caduta fatale. Per Rosario Fidone non c'è stato nulla da fare. 2 ore sono durati i sopralluoghi dei carabinieri di Pionca e dei tecnici dello Spisal di Campo San Piero, che hanno cercato di ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio. L'uomo potrebbe essere scivolato o avere avuto un malore. Domande a cui cercherà di rispondere l'indagine. Immediata anche la reazione dei sindacati. La Filcams CGIL di Padova ha diffuso un comunicato: morire di lavoro è qualcosa di profondamente inaccettabile, esprimiamo vicinanza alla famiglia, attendiamo l'esito delle indagini per capire eventuali responsabilità. Questa era la notizia di cronaca che ha confezionato la nostra redazione padovana, e fra poco andiamo a sentire Luca Zaia. Notizia che ci arriva dall'ANSA: sono in arrivo entro inizio di marzo quasi 2.700.000 dosi del vaccino AstraZeneca, che sarà distribuito dall'esercito già da domani. Si apprende dalla difesa impegnata nella distribuzione dei vaccini stoccati nell'aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale. Questa era una notizia che ci introduce al tema della seconda, terza parte della nostra informazione, ovvero l'emergenza coronavirus. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo con Luca Zaia. Buongiorno, bentornati. Siamo in diretta anche oggi con il Focus TG per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove fra pochi minuti inizierà la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Grazie alla regia di Fabio Verini riusciamo già a farvi vedere tutto pronto, ma prima di andare a vedere quello che c'è da dire oggi, quindi le tantissime notizie di oggi, facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti, ovvero le ultime dichiarazioni di Zaia e del professor Flor sulla situazione dell'emergenza coronavirus. Calano i contagi ed i ricoveri, ma resta ancora drammatico in Veneto il numero di morti. 70 stamane le nuove vittime del Covid, e a preoccupare ci sono poi le varianti, quella inglese riscontrata in tutta la regione nel 17-18% dei casi, ma anche quella brasiliana, un caso nel Padovano, ma è soprattutto la partita vaccini a tenere banco al punto stampa del presidente Zaia, con la questione degli acquisti in proprio da parte del Veneto. AstraZeneca nega trattative private e teme che i vaccini al di fuori del contratto europeo siano contraffatti. Pfizer ribadisce di fornire i vaccini soltanto ai governi. Quelli proposti al Veneto, dunque, che vaccini sono? A casa mia vendiamo solo i governi, vuol dire che qualcun altro può vendere a chi non è governo, o no? Secondo voi un'industria farmaceutica vende tutto il suo prodotto direttamente? Impossibile. Le big pharma hanno i concessionari, hanno i licenziatari, addirittura gente che produce lo stesso prodotto da altre parti su licenzia, hanno poi i rappresentanti, hanno tutto un commerciale, e quindi secondo me se un'azienda vi dice noi vendiamo solo ai governi, vuol dire che si sono riservati quella fetta di mercato. Per noi non è un'ossessione, noi è un fatto anche etico, cioè nel momento in cui qualcuno ci ritrova per strada fra 1 anno, 2 anni, 10 anni o quello che è, dice allora avevi la possibilità di comprare il vaccino, non ti sei neanche preoccupato di verificare se era acqua distillata o vaccini. Noi abbiamo verificato, cioè non è che ci mettiamo a piangere, ci spiace aver perso tempo, però fino ad ora nessuno ci ha detto che questa qua è roba che non funziona. Ad entrare nel dettaglio delle proposte è il DG Luciano Flor. Il Veneto ha ricevuto una ventina di segnalazioni, a 6 sono state chieste precisazioni. Per capire se il vaccino c'è davvero,
in che tempi si è disponibili a fornirlo. Cioè, se noi vi diciamo sì, voi in quanto tempo siete in grado di portarlo un vaccino, che quantità ci sono e quanto costa. E a 2 di queste, continua il DG della Sanità Veneta, abbiamo chiesto il numero del lotto e la scadenza della fornitura necessarie per la preventiva autorizzazione ministeriale. Nel momento in cui abbiamo questo, trasferiremo questo dato insieme alla modalità di fornitura che ci è stata presentata, che secondo noi è attendibile, per avere le autorizzazioni ministeriali per poter procedere a negoziare. In questa situazione che sta facendo discutere, suscitando un vespaio di polemiche, l'unica certezza è che se i vaccini continueranno ad arrivare con questi ritmi, per vaccinare i veneti ci vorranno 2 anni. Ben diversa la situazione se ci fossero le dosi. Le 560.000 vaccinazioni anti-influenzale fatte senza piani straordinari, sottolinea Flor, potrebbero essere aumentate di molto. Forse invece di 650.000 possiamo forse arrivare anche al 1 milione al mese, se noi li avessimo. Quindi per fare 4 milioni ci servono 4 mesi. Siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per il punto stampa del governatore Zaia. Fra un attimo vediamo anche i dati di ieri sera in modo da poterli confrontare con quelli che darà Zaia all'inizio della conferenza stampa. Una notizia di cronaca che ci arriva dalla questura di Rovigo. La squadra volanti scopre una banda di borseggiatrici nell'area commerciale della fattoria intenta a derubare clienti e negozianti. Sono praticamente è stato segnalato un tentativo di furto all'interno della fattoria centro commerciale Rodigino. Sono state segnalate 2 giovani donne in fuga che si apprestavano ad attraversare la statale 16 per far perdere le proprie tracce. Gli operatori le hanno inseguite, le hanno fermate e denunciate. Riuscivano a salire su un veicolo però che però è stato raggiunto quindi dopo un inseguimento sulla statale 434. Si tratta di 3 donne di nazionalità bulgara, 2 delle quali appena maggiorenni, la terza di più di 40 anni, che sono già note alle forze dell'ordine. È una nota che ci è arrivata ora, quindi volevamo capire che cosa c'era. Si è capito che effettivamente avevano fatto parecchi furti all'interno dell'area commerciale. Sono stati individuati anche strumenti atti all'effrazione, chiavi inglesi, tenaglie di grosse dimensioni, cacciaviti e sono stati trovati capi di abbigliamento i cui cartellini erano stati dolosamente celati nelle buste di biscotti dalle donne. Quindi poi vediamo questa sera nel nostro telegiornale padovano che cosa è successo a Rovigo. Andiamo invece a vedere i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Vi ricordiamo che questi dati sono di ieri sera, ieri pomeriggio alle 17, quelli nuovi li da Zaia fra un paio di minuti. Allora, 23.138 i casi positivi a ieri pomeriggio, 581 nuovi casi riscontrati nel corso della pomeriggio di ieri, per un totale di 323.427 persone positive al coronavirus dall'inizio dell'emergenza, che ricordiamo è scattata il 21 febbraio del 2020. Fra 3 giorni sarà un anno esatto che stiamo vivendo questo incubo che ha sconvolto davvero le vite di tutti noi. Sono, giusto parlare di vite sconvolte ma anche di vite finite, sono 9.640 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza coronavirus a causa del Covid, e i guariti sono 290.649 dall'inizio dell'emergenza. La situazione sanitaria invece è la seguente: sono 1.307 le persone ricoverate in area non critica. Sta scendendo giorno dopo giorno in modo anche rapido il numero delle persone in ospedale. Di queste 1.307, 854 sono ancora positive al coronavirus, mentre 453 si sono negativizzate e sono ancora ricoverate ma non sono più positive. Vedete che la forbice diminuisce, quindi vuol dire che il virus è sempre meno presente. Situazione molto diversa invece per quanto riguarda le terapie intensive, dove estirpare il virus è sempre molto difficile. Infatti sono 137 le terapie intensive impegnate, molto meno rispetto a un mese fa, di cui 100 con persone ancora positive, 37 invece con pazienti che si sono negativizzati. La differenza è molto più ampia.
rispettivamente sono 21 ricoverati in meno in area non critica rispetto a ieri mattina e 3 terapie intensive impegnate in più rispetto alla precedente rilevamento. Di tutto questo capiremo la ricaduta poi sentendo i dati che ci darà Zaia fra pochi istanti all'inizio della conferenza stampa che sta per iniziare, per vedere se effettivamente la curva cala ulteriormente oppure, come era successo qualche giorno fa, se c'è una flessione dovuta a vari motivi, secondo alcuni anche i comportamenti non del tutto corretti tenuti durante il fine settimana, non del tutto corretti, leciti perché naturalmente si può uscire, non opportuni perché magari bisogna stare un po' più attenti. Sono da segnalare nel pomeriggio di ieri anche 10 decessi, molti meno rispetto all'ultimo periodo. Questo era il quadro dell'emergenza coronavirus al pomeriggio di ieri. Luca Zaia, in arrivo nella sede della Protezione Civile, dovrebbe fornirci tutte le informazioni di questo momento aggiornate a questa mattina. Noi lo aspettiamo, vi ricordiamo che questa parte della nostra trasmissione è visibile anche sulla nostra pagina Facebook per poter parlare del Veneto e di quello che succede qui anche a chi vive lontano dai confini della nostra regione, magari a chi vive fuori dall'Italia. Ci arrivano quasi quotidianamente ringraziamenti da emigranti o italiani di emigranti di terza generazione, magari dal Brasile, dall'Argentina, che ci ringraziano perché parliamo del Veneto sui social e riusciamo a raggiungerli. Naturalmente a vedere il canale 18 dall'altra parte del mondo non è possibile, è possibile qui in Veneto, ci sono alcune zone non raggiunte. Per tutti quelli che non riescono a sintonizzarsi o hanno un televisore sotto mano, basta andare sulla nostra pagina Facebook e c'è tutta la diretta. Poi anche la registrazione viene mandata fuori dallo streaming, quindi c'è la possibilità di rivedere e rivedere tutti i nostri servizi, compresa questa parte della nostra informazione. Luca Zaia non si vede ancora, quindi diamo un'occhiata all'ANSA se ci sono novità magari che possano motivare anche il ritardo di Luca Zaia. Allora, vediamo, parliamo di congiuntura di imprese, perché la ripresa del finale del 2020 che c'è stata, ma non basta. Il quarto trimestre in lieve ripresa per produzione fatturato rispetto ai periodi precedenti, con flessioni più attenuate, quindi non con una vera e propria crescita ma una flessione dall'altra parte della medaglia, diciamo un po' più attenuata, meno 2,1, meno 2,4% rispettivamente a confronto con lo stesso arco di tempo del 2019, anno che si chiude con una caduta complessiva di 8,7 punti, quindi non benissimo, diciamo, aspettative congelate in attesa di avere qualche certezza sull'andamento della pandemia. È il quadro sulla manifattura veneta che emerge dal rapporto di Veneto Congiuntura di Unioncamere regionale condotto su un campione di oltre 2100 imprese di tutte le province nel mese di gennaio. Una fotografia dalla quale si evince la pesantezza del secondo trimestre, quello più a lungo interessato dal lockdown. Quindi se dovessimo disegnare una curva vedremo un tonfo durante il lockdown, con una ripresa come ci si aspettava naturalmente dal Veneto e dal tessuto produttivo della nostra regione, con un più 2,5% congiunturale sul quarto trimestre rispetto a quello precedente. C'è grande attesa soprattutto per quelle che saranno le decisioni del nuovo governo in costruzione, perché sappiamo che dopo aver incassato l'ok dal Senato andrà a raccogliere voti in Parlamento il presidente incaricato Mario Draghi, e c'è grande aspettativa soprattutto da parte delle imprese. Pare addirittura che ci siano più aspettative dal tessuto imprenditoriale del Veneto piuttosto che dai cittadini sul governo che sta formando Mario Draghi. Ci sono grandi aspettative anche sull'autonomia, perché è ripartito il percorso. Ne parlerà sicuramente Zaia fra pochi istanti e ne parleremo noi nei nostri telegiornali di questa sera, con un'intervista che la nostra redazione di Padova sta confezionando in questo momento col professor Bertolissi. Quindi temi importanti. Si parlerà adesso con Zaia anche sicuramente di vaccini, ne stiamo parlando con i cittadini delle aree in cui si stanno muovendo i nostri giornalisti. Tanta cronaca, tante notizie nei nostri TG Bassano e Vicenza di questa sera, in tutti quelli delle nostre emittenti. Chiediamo a Fabio Verin in regia di metterci già
in collegamento con la sede della Protezione Civile. Vediamo che è tutto pronto per la conferenza stampa. Lo staff dell'ufficio stampa di Zaia è già tutto pronto. Dovrebbe iniziare fra pochi istanti la conferenza stampa. Pare che siano destinate a finire nel nulla tutte le polemiche di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, con i vaccini, con la volontà del Veneto di muoversi autonomamente, con la decisione delle case farmaceutiche di interfacciarsi, di alcune case farmaceutiche, solo con i governi, con le istituzioni. Quindi c'è anche in gioco un settore privato che potrebbe muoversi in modo non ancora del tutto chiaro in questa situazione. Luca Zaia sta tardando qualche minuto, ma siamo sicuri che arriverà. Noi abbiamo i nostri giornalisti già sul posto che di solito ci avvertono quando sta arrivando il Presidente. Non possiamo rischiare di andare in onda con qualche servizio per poi interromperlo all'arrivo di Zaia, quindi vi ricordiamo poi nei nostri telegiornali di questa sera, TG Bassano, TG Vicenza, tutte le notizie dal territorio. Abbiamo visto i giorni scorsi, finito il carnevale, iniziata la Quaresima, un carnevale di cui nessuno si è accorto praticamente, di cui nessuno si ricorderà in questa fase molto molto complicata, però ne parla Luca Zaia ai nostri microfoni. Ecco qua, buongiorno. Come promesso, buongiorno a tutti. Oltre al Sole Lanzarin oggi c'è un ospite che è la dottoressa Ricci, che è il direttore dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, e ovviamente la dottoressa Russo. Per oggi, ovviamente oggi avevamo detto ieri o l'altro ieri che avremmo invitato le due dottoresse per parlare di varianti, di piani di sanità pubblica, di contesto epidemiologico, anche per chiarire ai cittadini che è il senso di queste conferenze stampa, oltre che dare il bollettino, di dare informazioni, no? In questi giorni si parla molto di varianti e per cui penso sia corretto dire anche la versione, portare la versione autentica su questa partita. Partirei subito col bollettino, recuperando subito sui tempi in maniera tale che poi ci possa essere più spazio per le dottoresse. Allora, come di consuetudine, i tamponi molecolari sono 3.929.969 e i tamponi rapidi sono 2.971.442. Nelle ultime 24 ore abbiamo intercettato 1.042 contagiati positivi, che si traducono in un'incidenza del 3,13% su 33.254 ovviamente tamponi fatti. È un'incidenza sempre bassa, però vi ricordo che dall'1,5-2% siamo al 3%. Lo dico a quelli che pensano sempre che sia iniziata la festa della liberazione, che sia sempre il 25 aprile. Non è così, perché bisogna stare attenti, il virus c'è. Quando tu hai 1.000 persone contagiate in una giornata, è vero che l'incidenza è bassa, ma vuol dire che sono 1.000 persone che hanno contratto il virus. Lo diciamo a quelli che vanno in giro senza mascherina, sono pochi, si contano sulle dita della mano, spesso mi scrivono anche per insultarmi. Che voi sapete che c'è un piccolo sparuto club che sostiene che il virus non esiste, che è tutta una messa in scena per far guadagnare skei a tutti e distruggere i cittadini. Ecco, purtroppo non è così, ma lo dico veramente purtroppo. Noi 3.400 ricoverati li abbiamo visti, anche i 440 in terapia intensiva. Il numero di positivi dall'inizio sono 323.888. I positivi oggi calano invece, vi ricordate erano 24.000 2 giorni fa, oggi sono 21.986. Questo è un dato positivo, stiamo comunque calando velocemente, siamo passati dai 100.000 di 2 settimane fa ai 21.000 di oggi. Oggi isolati in Veneto sono 22.000 persone, ci sono sostanzialmente. Altro dato positivo
oggi bisognerebbe leggere al contrario, i dati negativi che sono positivi. Allora, insomma, un altro bel dato, 1425, perché è un bel dato? Sono i ricoverati totali in Veneto, positivi e negativi assieme, così tradotti, 1425 sono così distribuiti, 1290 in area non critica, più i 135 in terapia intensiva. Considerate che dei 135 solo 98 sono Covid, quindi 37 si sono negativizzati, e dei 1290 solo 830 sono Covid. Ovviamente il totale dei ricoverati, come vi ho detto, è 1425, vuol dire esattamente 2000 posti letto in meno rispetto al 31 di dicembre. Quindi dal 31 dicembre, dal 1 gennaio ad oggi, abbiamo liberato 2000 posti letto, scusatemi. Ovvio che noi dobbiamo fare in modo che questo numero sia un numero che decresca e non sia la base di partenza per una seconda infezione, perché partire da 1400 come seconda infezione, capite che non è come partire da zero come siamo partiti a inizio ottobre. Quindi questo è il vero tema, cioè si cresce con molta più velocità se ne è in 1400, va in difficoltà con molta più velocità. I deceduti sono 9.651, purtroppo più 30 nelle ultime 24 ore. I dimessi dall'ospedale ad oggi sono 15.521. Io non ho tante cose da aggiungere. Allora, sul fronte vaccini non ho novità, nel senso che il dottor Flo stamattina l'abbiamo incontrato qui alla Protezione Civile e mi ha detto che è ancora in attesa di risposta. Voi sapete che ha chiesto i bollettini, ho visto che qualcuno dice Zaia non sa neanche i numeri. Certo che non li so, perché non l'ho mai voluti sapere, perché penso che l'indirizzo, diciamo, di governo che noi abbiamo dato, che è quello di scandagliare, non debba coincidere con la trattativa, con gli incontri e con la lettura e la disponibilità dei contratti, che non ci compete, perché nella pubblica amministrazione bisogna essere anche prudenti sulle cose come si può dire, il rispetto dei ruoli è fondamentale. I tecnici sono pagati per dar corso a tutto quello che è l'aspetto burocratico e noi siamo ovviamente qui per dare gli indirizzi, punto. Noi potevamo dire non approfondire, questo è l'indirizzo, o approfondisci, ma non sta lì ad andare a fare trattative. Quindi mi sembra che dalle ovvietà e dalle cose fatte nella legalità si vuol vendere addirittura l'incompetenza. A me sembra veramente squallido questo. Però al di là di questo, dall'altro invece vi dico che sul fronte dell'infezione oggi ci tenevo in particolar modo a questo incontro, perché finalmente abbiamo anche uno spaccato di cosa significhi le mutazioni, quante ne abbiamo, l'incidenza delle mutazioni nelle verifiche, nelle sequenziazioni che sono state fatte, e questo penso che sia assolutamente utile. Considerate che la dottoressa Ricci, proprio su una scelta che ha fatto la Regione Veneto in tempi non sospetti, questo forse con ottobre, la delibera di ottobre, in tempi non sospetti, perché adesso qua sono tutti, avete notato il Covid ha i flussi, c'è stato il flusso dei tamponi, c'è stato il flusso di tutti gli esperti delle mascherine, c'è il flusso dei vaccini, c'è il flusso delle mutazioni adesso. Ecco, noi li abbiamo come se preceduti tutti questi flussi, perché quando noi parlavamo di mutazioni era ottobre, anzi già nell'estate. Poi abbiamo fatto il provvedimento ad ottobre, la delibera di ottobre, di fare le sequenziazioni, cioè di raccogliere per ogni provincia. Quindi noi già ci eravamo preoccupati, anche qui sarebbe simpatico e bello che voi andaste a vedere tutte le dichiarazioni a corredo di queste nostre scelte sulle mutazioni e sulle sequenziazioni. Sembrava tempo perso secondo molti esperti di altissimo lignaggio. Dopodiché siamo arrivati addirittura, lo ricordo sempre, lo ricordavo stamattina, ci siamo fatti gli auguri di Natale alle ore 23:59 del 24 con un messaggio, e c'era scritto abbiamo trovato la variante inglese, e vi ricordate poi il 27 siamo venuti qui in conferenza stampa a dire guardate che c'è la variante inglese, il 26 siamo venuti in conferenza stampa con la dottoressa Ricci, e la dottoressa giustamente ha detto una roba troppo importante, no?
abbiamo trovato 3 pazienti con variante inglese in Veneto, non è una roba da nulla. Già c'erano le prime notizie della Gran Bretagna che aveva il Kent con questa recrudescenza importante di infezione che addirittura non si conteneva neanche con il lockdown, vi ricordo, no? Che erano preoccupati, non capivano, all'inizio pensavano in Gran Bretagna che fosse semplicemente negligenza da parte dei cittadini che andassero nei pub e se ne strafregassero, poi si sono accorti che nel Kent invece c'era questa che poi viene denominata variante inglese. Anche lì il 26 noi l'abbiamo presentata sta roba, apriti cielo, è un alibi per giustificare i guai del Veneto, Oggi vediamo che tutta Italia è concentrata sulla variante inglese, ci fa piacere, non ci fa piacere, ci fa dispiacere che ci sia, ma ci fa piacere vedere che avevamo ancora una volta ragione noi, lasciatecelo dire. Anche qui purtroppo voi non fate mai la verifica perché non avete tempo, mi rendo conto, di tutte le dichiarazioni che hanno fatto gli esperti contro il nostro annuncio del 26 e avreste uno spaccato di quale sia la coerenza anche del mondo scientifico rispetto a questo. La dottoressa Ricci ha continuato il suo lavoro, ha sequenziato più di 500 tamponi, è passata a 5,26 se non ricordo, 5,19 e oggi vi darà la lettura, quanto, come c'è, com'è la situazione, qual è lo spaccato del virus in Veneto, e secondo me è importante, e dopo ci sarà la dottoressa Russo che vi dirà da un punto di vista epidemiologico, in rapporto anche a quello che dice l'ACDC, altro documento importante che dà ragione a tutta la linea del Veneto. Se ne trovate uno che viene qua a dirvi che non è vero, fatevi dire qual è la parte che non è vera. Ma linea del Veneto di tutti questi mesi rispetto alle attività di sanità pubblica che la dottoressa ha messo in piedi. E non abbiamo condizionato anche le CDC perché siccome si legge che condizioniamo tutti, prendiamone atto adesso. Allora, alla luce di tutto questo, io penso che sia fondamentale sentire appunto le dottoresse. Se avete domande, oppure io passo subito la parola alla dottoressa Ricci. No, nel senso che io sono qui adesso per le domande, se avete domande. Prego. Magari facciamo un giro veloce e via. Perché poi è una videoconferenza, per questo che ve lo dico. Ha ascoltato ieri il discorso del Premier incaricato, più che incaricato, già consolidato, confermato Draghi, le indicazioni per quanto riguarda piano vaccinale e quant'altro. Commento? Penso che insomma ci sia ragionevolezza nell'approccio, no? Nel senso che il buon senso rispetto al tema del Covid, del piano vaccinale e di quello che sono le vere sfide, perché guardate, se noi abbiamo oggi dalla comunità scientifica una certezza, è rappresentata dal fatto che il vaccino, in via del tutto ufficiale ad oggi, rappresenta la via di uscita dalla crisi. Abbiamo un benchmark internazionale che è lo Stato di Israele, che ha vaccinato tutti e ha svuotato gli ospedali. Punto. Quindi penso che sia veramente la vera sfida. Vi faremo avere una specie di book fotografico di cosa sono i nostri centri vaccinali di massa che abbiamo messo in piedi e che efficienza, che organizzazione c'è. Fra l'altro ringrazio i cittadini che stanno scrivendo, non ve lo dico, abbiamo veramente i messaggi che ci ringraziano per l'organizzazione, cioè star lì. Questa mattina ha scritto un cittadino, ha scritto: in un quarto d'ora sono entrato con mio suocero, ho fatto la vaccinazione, 0 code, perché usiamo fra l'altro l'app Zero Code, il programma Zero Code che abbiamo per le ULS e vaccini. Ad oggi abbiamo vaccinato, dopo la dottoressa Russo sarà anche più precisa, 250.000 inoculazioni, 108.000 seconde vaccinazioni, cioè abbiamo vaccinato definitivamente 108.000 cittadini e abbiamo però inoculato 205.000 dosi. Però se fate un conto, ragazzi, 108.000 finite vuol dire che noi in un mese e mezzo, più o meno, vuoto per pieno, abbiamo fatto 108.000 cittadini. Se questo è lo standard, vuol dire che in 10 mesi ne facciamo 1 milione. Vabbè, per carità, se sono gli over 70 tutti fatti, abbiamo già creato un bel blocco rispetto a un candidato ideale per il coronavirus, ma non abbiamo raggiunto nessuna immunità di gregge, non abbiamo il Veneto Covid free e avremo problemi ancora con il turismo, con le imprese. Ci servono i vaccini, ci servono i vaccini. Questo deve essere. Guardate, noi tirando la macchina riusciamo ad arrivare a 1 milionata al mese, tirandola
quasi da strozzarla. Dico che sarà un bel risultato, so che è ambizioso, però se riuscissimo ad arrivare a 800 milioni al mese, capite che in 6 mesi a farla grande, insomma, riusciamo a venirne fuori. Poi sapete che ogni giorno, se avessimo tanti vaccini, ogni giorno di vaccinazione è un gradino fatto in più, perché comunque ti lasci alle spalle una massa ti lasci una massa, tipo una cittadina al giorno te la lasci dietro le spalle vaccinata. Quindi io condivido questa sfida annunciata dal Premier rispetto anche quando dice di mettere in campo protezione civile, forze armate, volontari, ma guardate, per capire se va a implementare il sistema già è la più grande campagna vaccinale della storia, non d'Italia, della storia del mondo, per cui non c'è storia, nel senso che tutti quelli che sono in grado di coadiuvare i volontari, tutti, perché se noi avessimo un magazzino con 2-3 milioni di dosi avremmo necessità veramente di fare appello a protezione civile ai volontari, perché prima le inoculiamo, prima andiamo in immunità di gregge. Quando arriveranno le altre dosi al Veneto? O meglio, quando arriveranno in Italia e poi distribuite al Veneto? Cioè a che punto siamo adesso come quote? Noi guarda, quantità, io ho visto le tabelle, mediamente vuoto per pieno ne abbiamo, poi c'è anche Moderna, 70.000 con Moderna, se non salta qualche, mettete 70-80.000, cioè farla grande 100.000 a settimana. Moderna, AstraZeneca e Pfizer è sui 50.000. Ovvio che capite che anche 100.000 a settimana sono 400.000 al mese, ma sono 200.000 vaccinati perché sono la dose doppia, quindi capite che è un ritmo lentissimo, ci vogliono dosi. Adesso io so che il dottor Arcuri ha risposto positivamente all'appello di Pfizer per l'incremento di dosi, c'erano le lettere che giravano, no? E lì ovviamente ci sono ancora milioni di dosi che arriveranno, ma non si sa quando. Ho l'impressione che ne avremo in esubero tra qualche mese, ma questa fase, che è quella che più ci interessa, è una fase ancora di molta carenza di dosi. Posto? Ok. No, è che non ha risposto sul discorso di Draghi, perché io ho solo citato... No, mi hai dato i vaccini. Era il punto di partenza, scusami. era una considerazione complessiva sui 55 minuti di discorso. Ma sai, allora, in tutta onestà, primo io non ho ascoltato 55 minuti di discorso. Ha detto il riassunto. Ecco, e a differenza di quelli che dicono che l'hanno ascoltato, che fanno grandi commenti, io non ho sentito tutto, ho avuto una... sì, mi hanno fatto vedere la copia e non ho avuto neanche tempo in questo momento di leggerlo, ma non per, attenzione, non perché lo voglio liquidare come una roba è una roba importantissima l'insediamento di un Presidente del Consiglio. Lo leggerò. Ho visto le sintesi e penso che abbia assolutamente affrontato come si può dire, nella ristrettezza anche di un discorso, perché comunque immagino che ci possa sempre essere qualcuno che dice ma si è dimenticato una roba o l'altra. Penso che poi, sapete, ve lo dico da persona di governo che ha fatto gli insediamenti e poi finita la festa di insediamento inizia l'operatività, poi valuteremo con l'operatività il bene o il male dell'azione di governo. Di certo io ho la speranza che se ne venga fuori. Poi sapete, Draghi non arriva come un ristrutturatore, non porta l'austerity ma porta 222 miliardi, che sapete è una condizione nuova, no? E penso che il vero impegno sarà quello di investire per bene questi soldi e fare in modo che riparta l'economia e l'occupazione in particolar modo. Questa è la vera sfida. Mi sembra che quegli elementi ci siano tutti nel discorso, dopodiché entriamo nella fase operativa poi, no? Di certo c'è un DPCM da rinnovare entro il 5 marzo e lì ci sarà il primo incontro con il Covid. Il primo appuntamento con il Covid. Noi siamo già abituati, per questo governo sarà, vabbè c'è speranza, però comunque per la compagine di governo sarà una novità. Non ho ancora avuto interlocuzioni no. con il Ministro invece dei rapporti sugli affari regionali? Io ho sentito l'onorevole Gelmini, il Ministro Gelmini sì, però ufficialmente non abbiamo incontri ancora fissati. Vabbè, 5 marzo è anche vero che insomma c'è ancora un po' di giorni. A posto? Pederiva, Gazzettino di Venezia.
Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Resto sui vaccini. Pfizer ieri ha di nuovo puntualizzato che non tratta con i privati, che tratta solo con gli stati. Allora, anche nell'opinione pubblica c'è molta confusione a questo punto, perché è un botta e risposta, resta un po' l'impressione che qualcuno con la partita da poker stia bluffando, perché altrimenti i conti non tornano. Cosa può dire lei, che ha ufficializzato che la trattativa è con Pfizer, a fronte di queste affermazioni della casa farmaceutica? No, intanto io non ho ufficializzato che è con Pfizer. L'ha detto anche a porta l'altra Sì, sera. ho detto che il vaccino è Pfizer, ma non che è con Pfizer la trattativa. No, che il vaccino è Pfizer, certo. No, sì, per cui non parliamo degli altri, parliamo di questo. E siccome poi ascoltano e ci dicono Zaia ha detto che la trattativa, io non ho mai detto. No. Allora, premesso che io non seguo la trattativa, non ho incontrato nessuno e non ho visto le carte, perché è giusto che sia così. Detto questo, io penso una cosa, che noi abbiamo il dovere di approfondire, e questo ve l'ho detto fin dal primo giorno. Voi siete, oltre che essere degli ottimi giornalisti, siete anche la mia memoria storica, perché potete sempre confermarlo, e ve l'ho detto il primo giorno. È un dovere etico, no? Se qualcuno ti offre dei vaccini non puoi dire lascia stare, io non ti guardo. Al punto tale, vorrei risottolinearlo ai più duri di comprendogno, che tutti i giorni si sforzano a scrivere cattiverie su di noi, al punto tale che ancora prima che il dottor Flori iniziasse la trattativa abbiamo chiesto che interessasse l'AIFA 3 febbraio. Ce ne abbiamo scritto senza avere niente in mano all'AIFA. L'AIFA ha risposto dopo una decina di giorni, lo scorso fine settimana, ha detto guardate con noi il 13 o 14, ha detto guardate parlate con Arcuri, tanto è vero che abbiamo contattato subito Arcuri. Perché? Perché noi non siamo nelle condizioni di verificare se l'offerta ha un vaccino o acqua distillata dietro, senza offendere nessuno. Tanto è vero che il dottor Arcuri coerentemente non ha detto lascia stare, è tutta una boiata, ha detto fatevi dare i numeri dei lotti, che a me sembra una roba ragionevole. Detto questo, Pfizer o chi altri dice noi trattiamo solo con i governi, penso che non dicano bugie. Però il vero tema è l'altra domanda da fare: ma ci sono altri venditori del vostro vaccino sul mercato? Oppure la domanda ancora più semplice, che ci toglierebbe ogni imbarazzo: potete dichiarare che tutto quello che non è distribuito in Europa non è vaccino? È finita lì, chiudiamo la cartellina, perdiamo poco tempo, evitiamo di andare a chiedere codici, evitiamo tante robe. Se le 3 big pharma dicono tutto quello che non è distribuito dall'Europa non è il nostro vaccino, cioè attenzione, non è vaccino, e quindi è sicuramente acqua distillata o è porcheria che non c'entra niente con il nostro, il mondo si mette in pace. Allora abbiamo capito che la Germania ha comprato 150 milioni di dosi, evidentemente li ha comprati dall'Europa, e noi non lo sappiamo, da qualcuno che è con l'Europa. Abbiamo capito che altri hanno comprato vaccini sempre per il canale ufficiale, ma a me sembra una banalità sta roba, no? Se io sono il produttore dell'auto Fiat e vi dico, parlo di un'auto nazionale, quindi facciamo pubblicità a un'auto nazionale, che chi compra la mia auto la può solo comprare da me e tutte le altre sono contraffazioni, tutti vengono da me a comprarle, giusto? Ma questa frase non l'ho ancora sentita dire. Guardate, ma io non lo dico come provocazione, perché non so neanche chi siano i proponenti, lo dico perché ci toglie anche l'imbarazzo di stare qua a perdere tempo. Quindi siamo ancora alla richiesta dei numeri dei lotti, ancora non li hanno comunicati? Stamattina il dottor Flor mi ha detto che non aveva novità, ma ciò non toglie che noi abbiamo un obbligo etico e morale di verificare, perché neanche la possiamo liquidare e dire ma lasciate perdere. E potrebbero darci una mano le big pharma dicendo tutto quello che non è nel circuito europeo non è vaccino. Cioè uno saprà a chi gli ha dato i vaccini. Io invece penso una cosa, che una grande multinazionale quando prepara una produzione comincia a pensare ai contratti e avrà il canale istituzionale, poi avrà i concessionari, i licenziatari, avrà i grandi distributori, e ho l'impressione che in questi giri ci sia qualcuno che, non so, faccio un esempio, un fondo di investimento che investe nel biotech, investe nel medicale, può avere un'azienda che si ha recuperato un mega contratto in via preventiva, che sono quelli che si fanno più velocemente perché sono quelli che iniettano subito sicurezza a chi produce, e oggi si ritrova magari a magazzino
virtuale si ritrova che 1 milione di vaccini, 10 milioni di vaccini. Secondo voi quelli lì cosa fa? Se li bevono? Li distribuiranno, no? Però senza provocazioni, ma lo dico veramente col cuore in mano per evitare di perdere tempo, che non ne abbiamo da perdere. Se ci tolgono sto impiccio dicendo che tutto quello che non è del canale europeo non è vaccino, no, non sappiamo nulla, non è vaccino, è chiusa, il mondo si mette in pace. Guardate, noi siamo bersagliati, e anche i miei colleghi, da offerte continue. Okay, noi siamo in mezzo a sta roba, avete capito? L'ascoltano, per cui vediamo se oggi pomeriggio dichiareranno qualcos'altro, perché stiamo a questo balletto tutto. Però la dichiarazione deve essere pulita, ma nel nostro interesse, della comunità. Quello che non è piazzato all'Europa, noi vi diciamo che non è il nostro vaccino, cioè non è un vaccino nostro. Sì, no, non ne sappiamo nulla, e non ne sappiamo nulla, torniamo come gioco dell'oca alla casella principale. Ho una seconda e ultima domanda, sempre sul tema vaccini, però sugli effetti che poi tutto questo genera sulla cittadinanza, e cioè che le dosi appunto rallentano, la campagna procede a fatica. La Fondazione Oltre il Labirinto di Treviso, che si occupa di autismo, segnala dei rallentamenti appunto nel trevigiano per la vaccinazione delle strutture sanitarie territoriali. 9.000 gli operatori coinvolti, era prevista la partenza il 23 gennaio, poi è slittata. Non si è conclusa e si è passati intanto alla fase ottantenni e insegnanti. Che cosa succede a quella fascia? Non so se posso chiederlo a lei, Presidente, o all'assessore. Sì, o l'assessore o la dottoressa Russo, chi vuole? L'assessore, dai, prego. Allora, se vi ricordate, noi abbiamo sempre detto che nella primissima fase, i famosi 185.000 dosi previste, quindi poi che sono doppie, avevamo inserito anche le strutture territoriali, oltre quelle per gli anziani, avevamo inserito anche minori, disabilità, eccetera. Mi risulta che le USL non hanno ancora concluso, perché se siamo a 110.000 vaccinati totalmente, vuol dire che ce ne mancano altri 60.000, insomma, di quelli, quindi vuol dire che le USL stanno completando la vaccinazione della prima fase e in contemporanea stanno facendo però anche quella degli over 80, quindi ci arriviamo. Una non esclude l'altra per rassicurare queste persone. Certo, ci arriviamo. Nicolussi Moro, ho inteso bene? Poi Giacomuzzo. Allora, buongiorno. Buongiorno. Dunque, le ultime notizie dicono che da una parte l'Unione Europea ha opzionato altre 200 milioni di dosi di AstraZeneca addirittura per il 2022. Allora noi non capiamo se si prendano avanti perché poi dovremo vaccinarci tutti gli anni, oppure se la campagna, come a questo punto è possibile, slitterà anche nel 2022. Volevo capire se le regioni in questo senso fossero state allertate dal governo. No. Ecco. Dall'altra parte, poi le lascio rispondere naturalmente, ieri il governatore Compacer di Bolzano ha detto che lui è pronto a fare squadra con il Veneto. E mi pare che la stessa cosa abbia detto anche Federica del Friuli, e poi Fontana della Lombardia, e poi Bonaccini dell'Emilia Romagna. Volevo capire questa squadra a che punto è, perché probabilmente c'è anche una maggior forza contrattuale andando in 5 in 6 piuttosto che con un'unica regione, e quindi se questa maggior forza contrattuale potrebbe abbattere i tempi e magari anche i costi. Allora, prima cosa, noi, e parlo quando dico noi, chi si occupa di questo contatto, cioè il dottor Flor, non siamo nella fase della negoziazione, tantomeno che della contrattazione. Siamo nella fase molto prima, che è quella del verificare se c'è il costrutto, e quindi i codici, i lotti, eccetera, e se c'è un'autorizzazione ad andare a comprare il farmaco fuori dai confini nazionali, come accade sempre. Per questo noi a volte ci agitiamo, perché sembra, cioè, ci danno delle ricostruzioni che sono... Detto questo, i colleghi hanno sempre manifestato nella legalità, che è il primo nostro interesse, perché legalità qui è ambivalente, legalità perché va rispettata la legge, e legalità perché comunque siamo davanti a un farmaco che deve essere sicuro per i cittadini. Secondo voi c'è qualcuno che si prende la responsabilità di dire ma sì va, mi ha detto che è un camion di vaccino, portalo a casa e dopo qualcuno lo daremo? Non funziona così,
Cioè, bisogna che sia certo di più, e non lo possiamo, deve essere un ente terzo, deve essere AIFA, deve essere il commissario che certifica che è una partita realmente buona. Tanto è vero che il commissario, vi ripeto, non mi ha detto lasciamo perdere, verifichiamo, perché se è così, diciamo di no, 27 milioni di dosi, cioè, secondo me è quasi un reato rinunciare se c'è la certezza. Quindi nella legalità tutto questo ragionamento non è volontà di cercare la rissa, di fare i primi della classe, ma se ti telefonano, ripeto, non li abbiamo cercati noi, evidentemente sentivano sempre le dichiarazioni, noi dicevamo se ci fossero li compreremo, se ti cercano te li offrono, abbiamo preso la cartellina e abbiamo detto caro Paese Italia, questa è la roba, ci volete dire se è roba buona oppure no? Io non sappiamo più in che lingua dirlo. Se le grandi case si esprimessero in maniera più tranchant, avremmo risolto tutto il problema in maniera molto veloce. E poi l'altra cosa rapida, sì. Dunque c'è un'ipotesi, domani ci sarà la riclassificazione delle regioni nelle aree di rischio, allora c'è l'ipotesi del passaggio in area arancione di Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Piemonte e Marche, però c'è anche l'ipotesi di creare delle zone rosse nei comuni confinanti con queste regioni. Non ne sappiamo nulla al momento. Non è stato detto nulla? Per ora è giornalistica, nel senso che noi da un punto di vista formale non abbiamo mai avuto notizie di questa roba. Quindi neanche dell'ipotesi di creare eventuali zone rosse nei zone cuscinetto no. Ah, ok. Perfetto. Se poi domani ce la ritroviamo tra capo e collo, si sappia che non è stata negoziata con nessuna regione. Ok, grazie. Prego. Marchiori, e poi darei la parola alla dottoressa Ricci o alla dottoressa Russo, se ne siete. La dottoressa Ricci per prima e poi la dottoressa Russo. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Riallacciandomi un attimo all'osservazione della collega sulle zone, non avete trattato, quindi nemmeno si sa se potrebbe essere una zona rossa o arancione solo nel weekend? Cioè no. Lo si potrebbe sapere domani eventualmente? Ma non c'è neanche questa formulazione. La dottoressa Russo stamattina mi ricordava che abbiamo un RCT 0,78. Ovviamente c'è uno spostamento, anche se minimale, ma c'è verso l'alto. E di certo non preoccupante, ma di certo da attenzionare. Però tutti gli altri parametri sono abbondantemente sotto, cioè abbiamo 10% di occupazione delle terapie intensive quando il limite è il 40%, 30%. Quanto abbiamo di area non medica? Area medica? 15 di medica quando abbiamo il 40%, quindi capite che siamo decisamente bassi, quindi verosimilmente noi siamo in gialla. Va bene, allora ieri il senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi ha detto che ha parlato col ministro Speranza in merito all'acquisto, al possibile acquisto di vaccini da parte della regione, e che il ministro ha detto che avrebbe verificato tutte le possibilità in tal senso. Dopodiché, quindi ha dimostrato un'apertura. Dopodiché il senatore Ferrazzi ha anche detto, questo è sua dichiarazione, non del ministro ma del senatore, che la regione però deve fare chiarezza perché c'è qualcosa di poco chiaro. Lei come risponde? C'è più chiaro di così. Abbiamo dato le carte, abbiamo interpellato l'AIFA, il commissario Arcuri. A me spiace che si voglia sempre vedere il torbido dappertutto, ma chi di voi al posto nostro si sarebbe girato dall'altra parte? Ve l'abbiamo detto dal primo giorno, siamo stati trasparenti, potevamo fare tutta questa operazione senza dire nulla. O no? Chi ce lo faceva fare? Ma siccome ci vediamo tutti i giorni, ho detto perché dobbiamo nascondere le cose? Ve le diciamo, poi voi seguite l'evoluzione. Non c'è, se c'è qualcosa di poco trasparente e l'onorevole Ferrazzi gli dà un nome e cognome, avrà la risposta sul poco trasparente. Cosa volete che vi dica? Ma fra l'altro il ministro Speranza ha dato una risposta coerente, cioè come fa un ministro della salute a dire davanti a un'offerta lascia stare? Verifichi, che è quello che abbiamo fatto noi. Ecco Presidente, un'ultima domanda. Ieri la Presidente della Commissione Europea ha lanciato un monito, ha detto fate attenzione agli pseudo vaccini.
Secondo lei questo messaggio era rivolto particolarmente al Veneto, visto che comunque si è scatenato tutto dal Veneto? Ma guarda, se io fossi stato al posto del Presidente della Commissione Europea avrei detto fate attenzione ai tarocchi, avrei usato un altro termine, perché mi immagino che in mezzo a sto mare magnum di gente che ha di tutto, l'abbiamo visto con le mascherine, ci sono regioni che hanno ricevuto gli scatoloni vuoti, ve lo ricordate? C'è gente che non ha mai visto i respiratori, non è successo in Veneto. Fra l'altro le stesse aziende che hanno fatto guai da altre parti, da noi sono state filtrate prima. Però tutto ciò premesso, se c'è anche una boccetta buona, abbiamo il diritto di saperlo o no? Cioè, dall'altra parte sono i cittadini che devono essere vaccinati, perché sembra che questi vengano, cioè che non siano più un problema. Per me prima vengono i cittadini i loro diritti, dopo vengono tutti questi ragionamenti. Cioè, a fare i bastian contrari o gli assistenti contrari come c'era una volta nei cantieri, sono capaci tutti. Non rischi niente, fai sempre, dici vabbè, l'infezione come sta andando, beh valutiamo, la dottoressa Russo che va tutto il giorno che fa i conti, parla con i suoi, arriva quello che sa tutto, facciamo lockdown, semplice, risolto il problema. Ma non è che funziona così il mondo, Grazie. Fra l'altro posso dirlo fino in fondo, se noi non ci fossimo interessati e se io, mi permetto di dirlo, fossi un procuratore della Repubblica, tra qualche giorno, tra qualche mese, tra qualche anno direi ma scusate, spiegatemi una roba, vi hanno fatto un'offerta di 25 milioni di vaccini, buoni o non buoni non sapevamo. Da quel giorno avete avuto tutte queste persone che sono morte perché non sono state vaccinate. Adesso voglio verificare se era buona quell'offerta e poi mi spiegate per quale motivo non avete dato corso a questa offerta. Secondo voi è astrusa questa teoria? Beh, se io fossi un procuratore mi muoverei su questo, perché dico come fanno? Dico, dormono, gli offrono i vaccini, non si preoccupano neanche di vedere se sono buoni o no. Questo è il motore di tutto questo ragionamento. Grazie. Prego. Giacomusso, poi la parola alla dottoressa Ricci. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. Come considera questi tempi di attesa della risposta? Sono secondo lei tecnici e normali? Chiedo per No, capire non lo so. Oppure se si augura che... Guarda, non so neanche se quelli che hanno fatto l'offerta sono miei vicini di casa, miei paesani, o se vivono a Londra o a Berlino, non so nulla. Però immagino che per avere numeri di lotti e altro ci voglia un minimo di richiesta a chi ha il magazzino, che deve fare una certificazione di tutto. Se non arrivano i numeri vuol dire che è una farsa e la chiudiamo lì. Però guardate che il collega Bonaccini, se vogliamo vederne anche uno spaccato politico, che no, ha tutt'altra appartenenza politica, anche lui ha presentato pubblicamente anche lui un'offerta che ha avuto, che penso che sia la migliore che ha avuto, le altre le avrà scartate come abbiamo fatto noi. Il suo assessore ha presentato, ho visto porta a porta, un contratto dalla Croazia di AstraZeneca 350 dosi, ho visto una roba del genere. Hanno anche intervistato, ho fatto via Skype, lo dicevo ieri, il proponente. Diceva anche che continuano ad arrivare offerte. Di questi nuovi arrivi avete chiesto ulteriori specificazioni o comunque proposte concrete? Beh, posso dire che il dottor Flo stamattina ci ha detto che ha avuto anche una disponibilità per AstraZeneca. Cioè, tutto così. Cioè, non possiamo viverla come una colpa nostra perché ci chiamano. No, il dubbio che viene, allora la regola è business is business, per cui ci si muove perché comunque esiste un mercato a prescindere dalle regole giuridiche europee. È legittimo che uno, se gli propongono delle dosi, poi spetta al meccanismo di verifica, se poi sono dosi aggiuntive o sono dosi sostitutive, anche quello, perché se vado a comprarle le pago 5 volte di più giusto per averle prima. Ma non è così sul prezzo, non è questo il discorso del prezzo, perché il prezzo è in linea con quello di mercato e questo è il problema. Quindi non è neanche Allora, il vero tema qual è? Che se facciamo un ragionamento proprio terra a terra, la fabbrica che produce con l'insegna è una, giusto? Delle due l'una, o sul mercato c'è prodotto non loro, e quindi è contraffazione, è adulterazione, tutto quello che ci volete mettere, truffa è quello che è, oppure l'azienda sa che i contratti è in giro per il mondo e sa anche intercettare i lotti dove sono.
Mi sembra lineare, no? Se noi siamo convinti che la Fiat vende solo alla concessionaria del centro di Torino, è finita lì. Se invece vende anche di seconda o terza mano lotti di auto, puoi sorprenderti che trovi qualcuno che le vende in Groenlandia e dice: come sono arrivate qui? Sei distante da Torino. Quindi io dico, siccome ho visto anche ieri delle dichiarazioni pesantine di qualche altro esponente di queste fabbriche che dice Totò, ste robe, sei il rappresentante di un'azienda che produce vaccino, dichiara che tutto quello che non è in Europa non va comprato perché è un falso. Vediamo se c'è qualcuno che l'ha comprato qualche lotto, se si incazza, non lo so. Poi chiederò una cosa alla Ventanini. Prego. Allora vi lascio alla dottoressa Ricci e la ringrazio veramente per l'impegno che ci mette lei e tutta la sua squadra, perché poi dietro c'è una squadra. Peraltro voglio anche dirvi, prima di lasciare a lei la parola e lasciarvi per la conferenza, che la dottoressa si è anche messa a disposizione per fare in modo di fare un'opera di training e di formazione per i nostri tecnici delle diverse microbiologie, in modo tale da cominciare ad ampliare sempre di più questa fase di sequenziazione, che per noi è l'obiettivo massimo. Ripeto, partito in tempi non sospetti quando l'Italia non parlava neanche di varianti. Prego. Grazie. Grazie. Va bene? Carlo, che per le riprese è meglio così, no? È meglio così. Siete più sì. Adesso riesco anche a zoomarvi addosso. Bene. Prego, dottoressa, ho già Bene. distribuito il suo documento. Benissimo, così avete i dati. Gli altri anche riusciamo a scritti. seguirla con più attenzione. Esatto, allora buongiorno a tutti, come sempre insomma per me è un piacere avere questa opportunità di raccontare un po', spiegare cosa facciamo. Come premessa l'ha già accennato il Presidente, lo ringrazio per questo, io ci tengo sempre a dirlo, sono un portavoce di una squadra. Perché sono tantissime le persone che lavorano a questo progetto, peraltro insomma, chi sta in laboratorio in questo momento è veramente sovraccaricato di lavoro e voi lo sapete, perché spesso ci vengono richieste interviste, servizi, ma appunto chi è in prima linea ed è tutti i giorni al lavoro fa anche fatica poi a dedicarsi alla comunicazione, quindi insomma io ho proprio questo ruolo di cercare di comunicare in modo il più chiaro possibile quello che facciamo. C'è l'Istituto Zooprofilattico nelle sue varie componenti, ma ci sono tutte le microbiologie del Veneto che partecipano attivamente a questo progetto, il loro ruolo è essenziale. Perché ovviamente sta a loro, poi la dottoressa Russo ve lo spiegherà meglio, selezionare, scegliere i campioni che sono interessanti per le analisi successive che noi facciamo, e tutto appunto col coordinamento del dottor Rigoli. Infine ci tengo a dire che noi siamo perfettamente allineati con l'Istituto Superiore di Sanità, che detta le regole generali nazionali per questa attività, rendicontiamo tutto a livello nazionale assolutamente con assoluta trasparenza e in tempo reale. Ecco, allora detto questo io vi riporto un po' di risultati soprattutto dell'attività delle 2 ultime settimane, nel senso che chi di voi ha dimestichezza anche un po' col sito dell'Istituto Zooprofilattico sa che noi periodicamente rilasciamo dei report con le attività di sequenziamento svolte nelle diverse settimane. Le 2 ultime settimane però sono state particolarmente tumultuose e abbiamo incrementato molto l'attività anche un po' per l'attenzione legata alla presenza e all'aumento dei casi legati alle nuove varianti. Quindi insomma ci è sembrato di particolare interesse raccontare un po' e spiegare qual è il quadro soprattutto di queste ultime settimane. Allora, ad oggi in totale, lo diceva il Presidente, il progetto è stato deliberato a ottobre del 2020 e nasce
da mesi precedenti, in cui abbiamo capito subito quanto fosse importante controllare l'andamento delle mutazioni del virus, perché sapevamo perfettamente che questo virus, come tutti gli altri virus a lui simili, ha un'enorme capacità di mutare. Ricordiamoci sempre che le mutazioni sono un evento naturale, è il caso che produce la mutazione del virus, ma ovviamente in termini evoluzionistici le mutazioni che sono favorevoli al virus sono quelle che vengono mantenute perché danno al virus un vantaggio rispetto al resto della popolazione virale. Quindi è normale che il virus muti. Più noi lo mettiamo sotto pressione e più lui muta, è una specie di battaglia fra noi e il virus, e quando dico sotto pressione intendo la vaccinazione, è l'esempio più classico di una pressione selettiva verso il virus. Man mano che il virus viene accerchiato dalla vaccinazione tende a mutare per sfuggire, fa il suo mestiere. Altrettanto tutte le misure restrittive che noi poniamo, i lockdown, le mascherine, i distanziamenti, sono tutti elementi che producono nel virus pressione selettiva a cui lui cerca di sfuggire. Quindi tutto questo è normale, capita in tutte le epidemie virali, ovviamente per alcuni virus più che con altri, ma il virus influenzale lo conosciamo ancora di più, e se pensate che ogni anno ci si deve rivaccinare con un vaccino diverso rispetto all'anno prima, questo è proprio legato alla capacità del virus influenzale di mutare, quindi niente di nuovo. Però bisogna conoscerlo, bisogna seguire l'andamento e seguire queste mutazioni, intercettarle il prima possibile per mettere subito in atto misure di controllo efficaci. Quindi insomma ci abbiamo pensato già a partire dall'estate, abbiamo lanciato questo progetto in ottobre e ci siamo fatti trovare pronti quando l'emergenza delle varianti è arrivata, come un po' prevedevamo. Allora, ad oggi vi dicevo, abbiamo in totale sequenziato 519 campioni e abbiamo identificato in Veneto 17 diversi gruppi genetici. Questo proprio a testimoniare l'estrema variabilità che esiste, quindi insomma quello che vi ho finora detta. Abbiamo identificato in questi mesi 4 varianti che le CDC indica come varianti preoccupanti. In inglese è of concern, no? Quando voi trovate la sigla VOC che precede un numero, che è il numero della variante, VOC significa variant of concern. Variante da monitorare, preoccupante, perché? Perché ha delle caratteristiche che potrebbero renderla più contagiosa o più pericolosa, oppure in grado di sfuggire all'azione degli anticorpi. Queste sono le 3 caratteristiche che si guardano in una variante: se è più contagiosa, se dà una malattia più grave e se è capace di sfuggire agli anticorpi, ok? Quindi alcune mutazioni teoricamente possono dare queste caratteristiche e rendere una variante preoccupante. Poi bisogna associare il dato virologico al dato epidemiologico per vedere se davvero sono preoccupanti, cioè se davvero hanno un impatto negativo sulla salute pubblica, ok? Quindi le varianti of concern sono quelle che dobbiamo guardare con attenzione. Non è detto che abbiano un impatto negativo, ma le guardiamo con attenzione, uniamo il dato virologico a quello epidemiologico e traiamo delle conclusioni. Ad oggi, a livello mondiale, sono 3 le varianti in cui questa conclusione è stata tratta, e sono le famose variante inglese, variante brasiliana e variante sudafricana. Le altre sono ancora da attenzionare
ma non si è concluso rispetto a un loro impatto negativo, ok? Però in Veneto appunto ne abbiamo 4 di queste, oltre all'inglese e alla brasiliana, di cui vi dirò, e appunto nell'ambito di 17 diversi tipi di virus. Questo proprio per farvi capire che variabilità c'è in questa popolazione virale che, come vi dicevo ancora qualche mese fa, non è un virus ma è una popolazione di virus. Allora, per quanto riguarda il dato più delle 2 ultime settimane, abbiamo caratterizzato 296 campioni, okay, provenienti da 12 diversi laboratori del territorio regionale. Questi campioni ci sono diciamo, stati recapitati per diversi motivi. Il primo motivo è la sorveglianza speciale, che è stata lanciata dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha previsto di sequenziare campioni in 2 giornate specifiche, il 3 e il 4 febbraio scorsi, proprio per avere una fotografia generale, un dato comparabile a livello nazionale sulla presenza esclusivamente della variante inglese. Quindi quello studio era legato a identificare la variante inglese. In quell'occasione abbiamo sequenziato 182 campioni, quindi un numero estremamente elevato, e abbiamo ritrovato una prevalenza della variante inglese nei campioni del Veneto assolutamente in linea con quella nazionale, quindi attorno al 17,7%. Poi stiamo facendo invece la sorveglianza in situazioni particolari, quindi cluster di infezione, che poi appunto la dottoressa Russo vi spiegherà più nel dettaglio, in cui si ritiene interessante, perché c'è un motivo di sospetto, andare a vedere se effettivamente il virus è una variante oppure no. In particolare, ad esempio, su cluster nelle scuole o in istituti religiosi, però insomma sempre istituzioni scolastiche. Allora, qui abbiamo ricevuto 22 campioni da 2 istituti scolastici, proprio per caratterizzare se fossero varianti o meno. Allora, in una scuola del Veneziano abbiamo identificato 8 campioni positivi alla variante inglese. E quindi abbiamo confermato che il focolaio in questa scuola era legato alla presenza della variante inglese. Invece negli altri cluster scolastici, in particolare nell'ASL 4 e nell'ASL 7, non abbiamo identificato varianti, quindi si tratta di cluster di infezione legati al virus, chiamiamolo normale, quello che circola normalmente nei nostri territori senza avere delle particolari caratteristiche legate a specifiche mutazioni. Poi stiamo facendo anche una sorveglianza di casi particolari, ad esempio in pazienti che erano sospetti per l'andamento dell'infezione, ma anche questo poi vedremo meglio il dato epidemiologico, e in particolare dei casi sia nella provincia di Padova che nella provincia di Venezia, dove abbiamo identificato invece la variante brasiliana, che ha la sigla P1, quindi quando la trovate riportata con la sua sigla è caratterizzata dalla sigla P1. Quindi in questo caso abbiamo identificato in 2 pazienti che non avevano una storia di viaggi all'estero, né col Brasile né in altri paesi, quindi sembrano essere casi autoctoni, la variante brasiliana. Ancora abbiamo ricevuto dei campioni nell'ambito di un piano di sorveglianza nelle positività ritrovate ai mondiali di sci a Cortina d'Ampezzo. Anche qui ci sono stati inviati 6 campioni e in 4 di questi campioni abbiamo trovato la variante inglese. Tutti e 4 i campioni mi risulta siano legati a persone residenti in Italia, quindi non erano persone che venivano dall'estero. Poi c'è stato un cluster all'ospedale di Rovigo, insomma mi pare che sia stato anche descritto
dai giornali. Ci sono arrivati 9 campioni, questi 9 campioni sono tutti identici fra di loro, quindi dimostrano che effettivamente era un unico cluster, ma nessuno di questi appartiene a varianti preoccupanti, né inglese né brasiliana né sudafricana. Infine abbiamo 14 campioni che derivano da casi di rientro dall'estero e quindi anche questi diciamo posti sotto attenzione perché sono viaggiatori che rientrano dall'estero. Su questi 14 casi solo 2 appartengono alla variante inglese. Quindi questa è un po' l'attività di queste 2 ultime settimane. Cosa possiamo concludere? Innanzitutto la circolazione chiara sul nostro territorio della variante inglese. Nei prossimi giorni l'Istituto Superiore di Sanità farà un'altra sorveglianza speciale a livello nazionale e quindi vedremo come la prevalenza del virus aumenta oppure no. Ma diciamo, vedendo quello che è accaduto in altri paesi, ci immaginiamo che ci sia un aumento della prevalenza di questa variante, nel senso che in Inghilterra ma anche in altri paesi hanno evidenziato come diciamo, all'insorgere della presenza di questa variante rapidamente nel giro di pochissime settimane questa variante è capace di sostituire largamente le varianti normalmente circolanti. Quindi ci aspettiamo che a livello regionale come a livello nazionale ci sia un aumento della prevalenza di questa variante rispetto ai virus che abbiamo visto finora. Che caratteristiche ha questa variante? Senza dubbio, e questo è dimostrato scientificamente, è più contagiosa, è più capace di trasmettersi perché più facilmente produce infezione. Quindi nell'ambito di molte persone che vengono a contatto col virus, una variante normale è in grado di infettare una certa proporzione delle persone che vengono a contatto, la variante inglese è capace di infettarne più del 50% in più, quindi una proporzione più alta di persone che vengono a contatto. Si stima che la presenza della variante inglese sia capace di aumentare l'RT, che ormai tutti noi conosciamo, da 0,4 a 0,7 in più rispetto all'RT dei ceppi normali, no? Quindi capite che se in un paese, in un'area c'è un RT di 0,8, se arriva prepotentemente la variante inglese, solo per il fatto che c'è la variante inglese, l'RT magari passa a 1,5, no? E quindi questo è cosa vuol dire essere più contagioso, diffondersi in modo molto più veloce. Gli inglesi hanno anche pubblicato degli studi rispetto al fatto che questa variante sia più pericolosa, cioè sia in grado di dare una malattia più grave e anche più mortale. Ad oggi questi studi sono basati su un numero limitato di osservazioni e quindi l'SCDC dice che questa è una probabilità, ma ad oggi non è dimostrata. È chiaro che aumentando così tanto il numero di infezioni aumenta proporzionalmente tutto, quindi aumenta il numero di casi, aumentano le terapie intensive, aumenta la mortalità. Questo è abbastanza normale, sta in proporzione, ok? Sul fatto che poi questa variante sia capace di dare un quid in più in termini di pericolosità non è ancora dimostrato, ma non è improbabile. È invece non dimostrato che questa variante sia più in grado di infettare i bambini, no? L'abbiamo letto da qualche parte, ma l'SCDC lo smentisce. Questa variante ha la stessa capacità di contagiare i bambini che hanno gli altri ceppi, quindi in linea di massima bassa, perché per fortuna SARS-CoV-2 è poco in grado di contagiare i bambini. Anche qui è chiaro che aumentando tutti i numeri di casi aumentano anche i casi nei bambini, ok? Ma in modo solamente proporzionale. Per quanto riguarda la variante brasiliana, che appunto abbiamo trovato sul nostro territorio, è anch'essa capace di diffondersi di più
ma probabilmente non così tanto come la variante inglese. La variante brasiliana oggi è meno studiata della variante inglese, quindi ci sono meno dati, meno informazioni. Viene smentito il fatto che sia più pericolosa, quindi ha lo stesso livello di patogenicità dei virus normali. Ha la caratteristica di poter in parte sfuggire alla copertura anticorpale, quindi l'attenzione rispetto alla variante brasiliana è il fatto che sia le persone che hanno già avuto l'infezione, quindi con l'immunità naturale, sia i vaccinati possano essere meno protetti rispetto all'infezione. Meno protetti non vuol dire che la vaccinazione non funziona, vuol dire che avremo un livello di protezione un po' più basso, che sono necessari titoli più alti per avere una copertura completa e potrebbe essere necessario un ulteriore intervento vaccinale rispetto a quelli ad oggi definiti. E quindi insomma è una variante a cui va posta particolare attenzione proprio soprattutto per questa sua caratteristica. Non sembra diffondersi con la stessa rapidità della variante inglese e questa è una buona notizia. Io su questo concluderei. L'unica cosa che così è importante dire è che ovviamente ci stiamo focalizzando sulle varianti, ma non solo. Quindi noi continuiamo a sequenziare anche in modo casuale, con un campione rappresentativo dei virus presenti sul territorio, perché ovviamente, come vi ho detto all'inizio, oltre a queste varianti ci possono essere altre mutazioni importanti e quindi è necessario non focalizzarsi solo su questi, ma continuare a guardare il virus per intercettare anche altre mutazioni. Allora, io faccio una proposta ai colleghi, siccome abbiamo un altro ponderoso intervento, io direi sentiamo la Russo, poi le dottoresse, che sono entrambe microfonate, gli poniamo le domande alternativamente. Quindi prego dottoressa Russo, e purtroppo le televisioni credo non la prendono, quindi se riuscite per cortesia a fare a cambio, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Anche per me ogni volta rappresenta un'opportunità, oltre che di incontro, di aggiornamento rispetto alle linee di lavoro, insomma, che si stanno portando avanti sul tema del Covid, e quindi mi allaccio intanto a quanto detto dalla dottoressa Ricci sul tema delle varianti, perché il tema delle varianti si è aggiunto a quella che è la sorveglianza sulla malattia. E naturalmente insomma, io ho riportato nella documentazione che vi è stata inviata, che sono insomma delle slide abbastanza semplici che sintetizzano quello che ci viene chiesto dal Ministero, che a partire dal mese di gennaio ha inviato Ministero e Istituto Superiore di Sanità è concertato, ma le circolari che noi dobbiamo seguire sono quelle ministeriali, per cui il Ministero, attraverso una serie di circolari, ha via via rafforzata quella che è la sorveglianza sulle varianti. In che senso? Dal punto di vista laboratoristico e di sequenziamento, e quanto vi ha descritto la dottoressa Ricci, ma naturalmente alla parte, diciamo, di sequenziamento e quindi di identificazione di una variante in termini di variante pericolosa o meno, deve associarsi quella che è l'indagine epidemiologica, un processo che riguarda naturalmente tutte le malattie e tutte le segnalazioni dei casi. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui abbiamo la segnalazione di un caso sospetto che poi va a sequenziamento e risulta essere una variante di quelle che abbiamo, di cui abbiamo parlato, oltre all'indagine epidemiologica che ogni volta facciamo per quanto riguarda un caso di Covid-19, dobbiamo ampliare ulteriormente quella che è l'indagine epidemiologica, quindi non solo i contatti stretti, familiari, i contatti lavorativi, ma anche, torniamo un po' a quello che era il percorso che abbiamo adottato nella fase 1 della malattia, a tutti i contatti, anche quelli a basso rischio. Quindi tutti i contatti possibili
che la persona ci può indicare, che il soggetto la persona ci può indicare in modo tale da estendere il più possibile la nostra indagine, che significa comunque in sanità pubblica tradotto possibilità di isolamento di questi soggetti. Perché facciamo l'isolamento? Perché dobbiamo assolutamente fare in modo che il virus, questo tipo di virus che contiene questa variante, possa diffondersi ad altre persone. Allora, la ricerca dei contatti del caso va ricostruita fino ai 14 giorni precedenti, mentre secondo le ultime indicazioni del Ministero bisognava concentrarsi principalmente sulle ultime 48 ore. Invece adesso bisogna ricostruire un percorso di contatti possibili in modo tale che vengano identificati ed isolati proprio per interrompere la circolazione del virus ad un periodo di possibili contatti più lungo. Poi alla fine della quarantena di tutti i soggetti che sono stati a contatto con il caso, di tutte le persone che sono state a contatto con il caso, va fatto il tampone molecolare. A quali sono le persone che ci devono indurre un sospetto? L'ha detto prima anche la dottoressa Ricci, sono le persone che rientrano da altri paesi, non soltanto i paesi a cui sono associate le varianti, ma comunque un elemento di sospetto deve essere legato a una persona che rientra da un viaggio. Poi il fatto che ci siano delle situazioni particolari di focolai in una comunità, per esempio la scuola, e voi sapete che noi stiamo avviando un percorso che io vi ho presentato proprio di scuole sentinella e quindi di sorveglianza ad hoc, dove andremo a ricercare, nel caso in cui avessimo dei focolai, naturalmente la sequenziazione del virus e quindi l'eventuale presenza di variante. E poi per altre situazioni particolari che, valutate nell'indagine epidemiologica che viene fatta a seguito della segnalazione di un caso, questa possa indurre sospetto nel medico che segue o nell'operatore che segue l'indagine. Inoltre a questo si aggiunge quello che si diceva prima, cioè una sorta di valutazione di prevalenza su dei campioni randomizzati in determinate giornate che vengono decise dal Ministero, e quindi in quel caso sulla base dei casi segnalati nei giorni precedenti si fa una suddivisione campionaria e si vede come questa circolazione è presente sul territorio nazionale. Si identifica anche, si fa una sorta di mappatura per capire dove, in quale regione c'è una maggiore diffusione, secondo questa valutazione di prevalenza, della variante. Secondo l'ultimo studio che si diceva prima, noi siamo in media con la presenza della variante inglese a livello nazionale che è del 17,7%. Quindi poi ci sono state delle regioni dove era maggiormente presente e delle regioni meno, quindi la guardia deve mantenersi altissima. Io vi ho portato anche la descrizione di alcuni focolai per dire che oltre all'indagine epidemiologica è necessario che ci sia una organizzazione che per fortuna abbiamo, quindi l'informazione, coloro che fanno i tamponi, che hanno il sospetto, che individuano il caso sospetto. Poi è chiaro che l'individuazione delle varianti deve essere segnalata tutti i giorni al Ministero della Salute e bisogna specificare all'Istituto Superiore di Sanità, secondo la segnalazione di tutti i casi, bisogna specificare se si tratta di una variante autoctona o di una variante importata. E poi è chiaro che i nostri sistemi informativi, sia quello regionale sia quello dei servizi sul territorio, deve segnare praticamente quel tampone come tampone sospetto e poi eventualmente, dopo aver avuto il sequenziamento, indicarlo con la variante. Quindi c'è un sistema organizzativo di tipo informativo, un sistema
di organizzazione che per fortuna i nostri dipartimenti di prevenzione già hanno nel condurre le indagini epidemiologiche, e poi naturalmente tutta la parte laboratoristica di cui ha parlato la dottoressa Ricci, che parte dalle microbiologie e converge nell'istituto zooprofilattico che ci fa i sequenziamenti e che ci restituisce il dato, ma nel contempo carica tutti i dati nella piattaforma predisposta proprio per questo tipo di obiettivo. Il documento a cui si riferiva poco fa il Presidente, l'ultimo risk assessment dell'ECDC del 15 febbraio, è praticamente un documento che riassume più o meno quello che abbiamo detto, però con una visione europea, quindi come l'attenzione a livello dell'ente centrale per le malattie europeo ha posto nei confronti di queste varianti, che sono appunto definite preoccupanti per le motivazioni che abbiamo detto, e suggerisce a tutti gli Stati di seguire determinate strategie di come si può dire, identificazione, ma nel contempo anche di riduzione della circolazione. Quindi non, oltre a tutte le possibilità di individuarle, di non abbassare la guardia su quelle che sono definite le misure non di tipo terapeutico, quindi le misure di sanità pubblica, quindi rafforzare l'uso della mascherina, il distanziamento, l'igiene respiratoria, quindi questi assolutamente, ma anche sottolinea che la parte più importante è quella dell'indagine che vi dicevo prima, cioè il classico contact tracing. Quindi il contact tracing, la ricostruzione di tutti i contatti, il mantenimento della quarantena, tutto questo tipo di percorso. Un'altra cosa che è identificata all'interno del documento è questa attenzione per i cluster scolastici, che noi, come sapete, abbiamo approvato qualche settimana fa, e domani avremo un incontro con l'istituto, con l'ufficio scolastico regionale, per parlare proprio con i dirigenti scolastici, per spiegare il progetto e dare il via a quello che volevamo portare avanti su due filoni, che sono le scuole sentinella da una parte e dall'altro l'autosomministrazione vigilata, per capire se questo tipo di sorveglianza può automantenersi nel caso in cui dovessimo vivere anni col virus, non lo sappiamo, e poi anche il tema del testing, molto importante, perché nel documento dell'ECDC sottolinea come nella strategia di lotta al virus è necessario seguire una strategia di testing che sia fluida, applicabile al variare del contesto epidemiologico, che è quello che naturalmente noi abbiamo fatto sin dall'inizio, cercando di applicare via via che variava lo scenario epidemiologico anche delle strategie che fossero appropriate per quel tipo di contesto. Questo è stato il nostro tentativo e la nostra strategia, il nostro metodo. Queste sono le cose più che volevo dire a proposito della variante. Per quanto riguarda i cluster che sono riportati, questi sono alcuni che siamo riusciti praticamente, li ho portati qui a ricostruire, ma non significa che magari oggi non ne siano arrivati altri, quindi è un meccanismo di aggiornamento sia dell'individuazione dei casi che hanno queste varianti, sia della ricostruzione del cluster, naturalmente molto in divenire, che noi costruiamo via via e che quindi ha l'obiettivo di interrompere la circolazione. Poi vi ho portato anche un esempio, un punto sulla situazione scolastica, perché sono dei dati che abbiamo appunto elaborato ieri perché abbiamo costruito un foglio informativo, un software, o perlomeno una parte del nostro software di biosorveglianza puntato proprio sulla scuola, perché questo ci dà la possibilità di avere un monitoraggio più appropriato al setting scolastico, proprio perché vengono caricate le scuole e non quindi una valutazione dell'incidenza basata solo sulle fasce di età, quindi più specifica, e lo vedete, quindi questo è una fotografia naturalmente della situazione che va da gennaio 17 febbraio. Alcuni di questi casi
si sono anche chiusi, non sono ancora in itinere, all'incirca sono sui 700 quelli che sono ancora che devono chiudere il periodo di isolamento e anche quelli che devono chiudere la quarantena. Quindi questo tipo di metodologia ci permette di identificare con più appropriatezza e con più precisione, diciamo, i casi che si verificano nelle scuole, ma abbiamo anche fatto una assegnazione, quindi una suddivisione, se lo vedete in questo grafico a torta, e qui di dove si distribuiscono le positività. E se vedete abbiamo il 4% gli asili nido, il 21% le scuole dell'infanzia, il 25% la scuola primaria, il 16% la scuola di primo grado. Cioè significa questa è la distribuzione dei casi nelle scuole che sono sempre rimaste aperte. Questi sono praticamente i casi che si sono verificati, però è importante anche quello che viene dopo, perché abbiamo anche valutato quanti di questi casi hanno dato poi origine a focolai, cioè il fatto, voi sapete che abbiamo un protocollo che praticamente abbiamo ricostituito l'applicazione del protocollo, che a seguito di un positivo, se tutti i compagni di classe sono negativi, la scuola, pur essendo in quarantena scolastica come l'abbiamo definito, continua. Quindi abbiamo visto che nel 75% dei casi non abbiamo avuto secondi casi, cioè non ci sono stati casi secondari, mentre in una percentuale più piccola del 16% ci sono stati almeno un caso, nel 7% 2-3 casi e più di 3 casi nel 2%. Quindi questo anche un po' a rassicurare sul fatto che effettivamente i focolai non sono tantissimi, ma dobbiamo monitorarli in maniera molto molto stretta e molto importante, e che le strategie che noi adottiamo seguono non solo l'andamento dell'epidemia nella scuola, ma seguono l'andamento dell'epidemia nella popolazione. Quindi la valutazione del rischio va fatta su tutta la popolazione, la strategia specifica all'interno dei vari setting. Questo era un po' quello che vi volevo dire. Allora, grazie dottoressa Russo. A questo punto direi domande alla dottoressa Ricci il più possibile rapide, perché sennò facciamo le 4, e poi domande alla dottoressa Russo. Grazie. Allora, vedo mani alzate, cominciando da qui facciamo prima. Ci dobbiamo invertire, no? Restiamo proprio così. Finiamo la Russo ora. Domande prima alla Russo, poi alla Ricci. Bene. Ma possiamo rispondere insieme? No, non sentono le televisioni, ragazzi. Bisogna star lì. Purtroppo dovete... Facciamo prima la Ricci, poi la Russo. Invertitevi un attimo, fate una cortesia così. Grazie. Poi il gioco della sedia, capite? Se no le televisioni con i microfoni non sentono, purtroppo. Si vedranno per il TG della sera. Anche la crozza, secondo me. Stiamo per andare nell'edizione delle 19. Dottoressa Ricci e Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. Allora, buongiorno dottoressa. Volevo chiederle questo. Partendo dalla fine di quello che lei ha detto riguardo la variante brasiliana, volevo capire rapidamente quali sono i 2 pazienti che voi avete intercettato. Non voglio sapere nome, cognome e indirizzo, per carità, ma volevo capire: sono lavoratori, sono anziani nelle case di riposo, sono studenti, sono bambini, ecco. Poi volevo capire invece un'altra cosa da un punto di vista più scientifico. È stato detto che questa variante sudafricana ha infettato il 70% della popolazione dell'Amazzonia e che viene ritenuta particolarmente pericolosa perché dà adito a delle reinfezioni. Ecco, volevo capire se voi avevate avuto conferma, questi sono gli studi che io ho letto, su questo. E poi l'altra cosa, lei ha detto che in Veneto avete identificato 4 varianti, quindi inglese, brasiliana e le altre 2? Va bene, sì. Questo, grazie. Dunque, la prima domanda lascio poi la risposta alla dottoressa Russo, perché noi vediamo i tamponi e sappiamo dire da dove vengono, ma non abbiamo i dati epidemiologici. Sulla variante immagino che lei si riferisse alla brasiliana. Allora sì, effettivamente si è diffusa molto in Sud America, ma appunto è perché queste varianti che hanno queste caratteristiche di particolare contagiosità
facilmente prendono il sopravvento sulle altre, quindi come l'inglese ha fatto questa cosa soprattutto a livello europeo e in tanti altri paesi, in altre aree del mondo diciamo questo sopravvento è stato preso dalla variante brasiliana, quindi questo è vero. E la questione delle reinfezioni è quello che dicevo io prima, cioè sono virus che possono sfuggire alla risposta anticorpale, quindi le reinfezioni possono avvenire per vari motivi. Può essere perché il titolo anticorpale della persona che si è infettata non è sufficiente a mantenere l'immunità nel tempo, può essere perché ormai è un anno che noi abbiamo a che fare con questa epidemia, quindi magari è un'infezione di un anno fa e il titolo anticorpale è calato, ed effettivamente queste varianti come la brasiliana hanno bisogno di un titolo anticorpale alto per essere bloccate, quindi può capitare che ci si reinfetti. Quando lei dice bisogna casomai ipotizzare un nuovo intervento vaccinale, per tradurlo per tutti noi mortali, vuol dire che in presenza di varianti più aggressive, possiamo dire così, sarebbe necessaria una terza dose? Guardi, non è una cosa che ho detto io, è scritta nel report delle CDC di cui stavamo parlando, in cui si dice che le compagnie che producono i vaccini stanno valutando anche questa ipotesi. Quindi le ipotesi sono quella di modificare il vaccino, se necessario, oggi non è necessario, ma potrebbe diventarlo, o ragionare anche su una terza dose, ma sono ipotesi e appunto ad oggi su cui le aziende farmaceutiche stanno lavorando. Dottoressa, mi scusi, quando lei dice c'è l'ipotesi di modificare il vaccino, parliamo della possibilità di modificare i vaccini solo a RNA messaggero o anche ad altri come AstraZeneca? Non si sa? Diciamo sono piccole modifiche, cioè nel senso che non bisogna rifare il vaccino, questo è importante, infatti. Semplicemente delle piccole modifiche che possono ampliare ad esempio il target contro cui il vaccino è fatto e renderlo più efficace, però ripeto, ad oggi non c'è un'emergenza rispetto alla tenuta dei vaccini, cioè in questo momento i vaccini funzionano, si sta già valutando proprio per non correre dietro ai problemi ma anticiparli, cosa si potrebbe fare nel caso in cui queste varianti producessero questo effetto, ma ad oggi non è così, e per la variante inglese, che è quella che da noi è più diffusa, i vaccini funzionano. L'ultima cosa, mi scusi, le altre due varianti, lei ha detto nel Veneto abbiamo identificato 4 varianti. Se vuole le dico la sigla. No, nel senso, sono locali, sono... No, sono quelle che sono emerse in Spagna e in Francia inizialmente all'inizio della seconda ondata, e quindi hanno una sigla 20A.EU come Europa 1 e 20A.EU 2. Sono le due varianti che hanno, diciamo, innescato la seconda ondata in altri paesi europei, e poi le abbiamo trovate anche da noi, ma anche a livello nazionale. Se hanno innescato la seconda ondata sono importanti, sono varianti più diffusive, più aggressive, a più alta letalità? Assolutamente no, hanno solo la caratteristica di diffondersi facilmente, perché è stato evidente che si sono diffuse facilmente, ma ormai non sono più l'oggetto della nostra preoccupazione oggi, perché ci stiamo occupando di virus diversi. Grazie. Pederiva. Il Gazzettino, grazie, buongiorno dottoressa. Ho solo una domanda, diciamo, organizzativa sul lavoro che viene svolto, nel senso che, se non ricordo male, la circolare del Ministero della Salute impone o insomma raccomanda di sequenziare almeno 500 campioni a settimana alle regioni. Volevo capire lo zooprofilattico che capacità ha da questo punto di vista, e quindi le chiedo quanto personale viene coinvolto, quanto ci si mette a sequenziare una stringa. Sì, grazie. allora, poi magari sugli aspetti cosa richiede il Ministero lascio la parola alla dottoressa Russo. Sicuramente è un compito gravosissimo, ad oggi noi abbiamo circa 20 persone che lavorano solo sul sequenziamento Covid, e quindi insomma sicuramente è un impegno molto importante. La Regione Veneto
con la delibera di cui abbiamo parlato prima ci aiuta economicamente, e questo è estremamente importante, lo dico anche perché altri laboratori in Italia lamentano proprio il fatto di non aver avuto un finanziamento specifico per svolgere questa attività, e quindi insomma ci si aspetta che anche il Ministero poi faccia la sua parte nel supportare il lavoro. La capacità è ampliabile, noi facciamo sia dei sequenziamenti completi che dei sequenziamenti parziali per identificare le varianti, e questo rende la processività più ampia, quindi possiamo analizzare più campioni. Insomma, ad oggi diciamo che siamo in linea con le richieste per il momento, e quindi facciamo fronte a ciò che si deve fare. A completamento chiedevo quanto ci si mette mediamente, una curiosità questa per arrivare. Allora, per un sequenziamento completo ci vuole circa una settimana, c'è una parte di proprio analisi di laboratorio, si chiama wet lab, laboratorio umido, nel senso che è quello che si fa con le provette. E poi c'è una parte importantissima e complicata di elaborazione dei dati, che anche quella dura alcuni giorni, quindi un sequenziamento completo con tecnica NGS, Next Generation Sequencing, dura una settimana, 10 giorni, poi insomma, il sequenziamento parziale può essere molto più veloce. Grazie. Colleghi, domande mi raccomando rapide ed esaustive, grazie. Moscati. Sì, buongiorno, mi scusi, io prima mi era sfuggito un numero, l'incidenza di queste varianti, abbiamo detto che leggendo qui 182 su 182 campioni era del 17,79%, sì. Però prima aveva parlato di una campionatura di 519. Sì. Certo. Allora volevo capire qual era l'incidenza delle varianti. Sì, allora per dare questi dati è importante avere degli studi che abbiano una base statistica. Lo studio che ha la base statistica è quello dell'Istituto Superiore di Sanità, perché ha definito la campionatura in un unico giorno e quindi la prevalenza è del 17,7%. Se parliamo della variante inglese rispetto a che cosa? Ad un generico Covid. A un numero statisticamente significativo di positivi. Su questi positivi, che non si sa che cosa sono, 17 positivi al virus. Positivi, sì, ma che tipo di virus in particolare? Sì. 17 è la variante inglese. Cioè, oggi noi possiamo dire con una certa certezza che il 17,7% dei casi di Covid in Veneto sono rappresentati dalla variante inglese. Perfetto, ecco, questo era per chiarezza. Poi le volevo chiedere, all'inizio lei ha detto che il virus fa il suo mestiere, giustamente muta perché a seconda delle nostre armi che mettiamo in campo. Ovviamente la più facile per noi da capire è quella riguardo all'azione anticorpale, che la troviamo sia non so, nelle cure oppure nel singolo individuo che nei vaccini, cioè il concetto è lo stesso, giusto? Sì. È l'azione anticorpale. Quello che non ho capito è di altre tecniche tipo il lockdown. Com'è che muta rispetto a un lockdown? Questo non è di facile comprensione. Certo, voi dovete pensare che le mutazioni sono eventi casuali, no? L'ha detto, casuali. Cioè le mutazioni sono quelle che fanno evolvere gli esseri viventi, no? Per cui le mutazioni favorevoli all'essere vivente, in questo caso l'essere vivente è il virus, sì, sono quelle che rimangono perché sono favorevoli. Quindi, ad esempio, l'aumentata contagiosità, no? Il fatto che un virus si diffonda più facilmente, anche ad esempio a maggiore distanza, rende quella mutazione più favorevole se noi manteniamo le distanze. C'è una gettata più lunga. Sì, adesso. Quindi tutte le misure che noi mettiamo, se una mutazione casuale è più favorevole rispetto a quella misura, quella mutazione diventerà prevalente. Ok, perfetto, grazie. Prego. Marchiori. Sì, dottoressa, buongiorno. Le posso chiedere gentilmente di
ampliare, spiegarci un po' meglio per quanto riguarda la sorveglianza a Cortina, se i campioni sono stati presi casualmente, se... Anche di quello io non so, solo questa informazione qui, che derivavano da... Io credo che ovviamente nell'ambito dei mondiali siano stati fatti molti tamponi proprio per garantire la negatività. 120.000 mi sembra. 20.000. E quindi alcuni di quei campioni sono arrivati a noi per la verifica. Va bene, grazie. Poi lei prima ha detto che non è dimostrato che la variante inglese sia più in grado di infettare i bambini. Però è fuori dubbio che soprattutto negli ultimi tempi, insomma negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, effettivamente ci siano stati più bambini contagiati da questa variante. O mi sbaglio? No, allora a noi in Veneto non risulta perché appunto sono pochissimi focolai nelle scuole causati dalla variante e quindi no, non è un dato, magari è ciò che appare di più all'opinione pubblica, però se noi lo guardiamo in generale e con occhi statistici non c'è questo aumento. Cioè diciamo in proporzione al Covid, tra virgolette, senza variante, siamo comunque una proporzione inferiore? Sì. Vabbè, grazie. Dottoressa Russo, il suo turno. Grazie. E poi chiudiamo. Così è poco. Poche domande. Sì, perché abbiamo tutti parecchie riunioni. Allora, rifacciamo lo stesso giro. Nicolussi. Rapidamente, dottoressa, se per cortesia allora ci può dire chi sono questi 2 pazienti che avete individuato, in quale provincia della Brasiliana, e naturalmente anche riagganciandomi alla domanda della collega, tutti si chiederanno se questi campioni positivi che avete riscontrato a Cortina riguardino atleti, allenatori, pubblico. No. Allora su Cortina rispondo perché non lo so, noi non abbiamo perché i controlli sugli sportivi sono già previsti, insomma c'è un protocollo che prevede questo tipo di monitoraggio per lo svolgimento degli sport nazionali e pertanto regionali e nazionali di una certa fascia, e quindi noi non abbiamo una relazione su questo. Possiamo anche chiedere, ma al momento io non ne dispongo. Come diceva l'assessore, i campioni sono tantissimi perché vengono fatti su tutti quelli, soprattutto sugli sportivi, sugli atleti, ma anche su tutto il gruppo che ruota naturalmente a vario livello sugli atleti. Per quanto riguarda la variante brasiliana, ce l'avete anche nelle slide che vi sono state consegnate, riguarda effettivamente 2 province che sono quelle, 2 ULSS che sono la 6 e la 3. Abbiamo avuto adesso non sappiamo di preciso qual è stato il caso indice, perché la persona che ha avuto la sintomatologia era stata anche a contatto con persone che venivano da altre regioni, quindi non sappiamo chi ha contagiato chi. Quello che sappiamo è che quello che abbiamo individuato come caso indice ci sono stati poi 6 contatti positivi confermati, tra cui le 2 persone che sono venute da fuori regione e altri 4 soggetti, e poi questi contatti hanno contagiato altre 2 persone, quindi in totale sono praticamente 8 positivi attorno alla persona che è stata individuata come caso indice. Che è quella di Padova o quello di Venezia? Non lo so. Non lo posso dire, insomma non ha senso. Ecco. Ma noi parliamo di persone. Noi parliamo di persone, non importa. No, ho capito, ma ecco, parliamo di anziani nelle case di riposo? No, non era in una comunità, altrimenti in un setting specifico, altrimenti l'avremmo detto, no? Una persona, insomma, normalmente un adulto che ha manifestato i sintomi, per cui si è richiesta praticamente la tipizzazione, il sequenziamento, e quindi abbiamo avuto questo tipo di esito della variante. Naturalmente volevo dire che, poiché la dottoressa Ricci ha detto che ci vuole un certo tempo, questo rafforza quello che abbiamo detto prima, mentre l'isolamento, la quarantena eccetera devono partire subito, perché quello è importante. Infatti mi interessava anche questo, se per quanto riguarda le varianti il contact tracing deve risalire a 14
14 giorni prima come era all'inizio. La quarantena viene ripristinata 14 giorni o no, la quarantena 10? È sempre 10 giorni. Perfetto. E fino a secondo i 14 giorni per la richiesta, per la ricostruzione dei contatti. E l'ultima cosa, dottoressa, con l'arrivo di AstraZeneca voi lunedì partite con la vaccinazione nelle scuole, partite dalle scuole personale della scuola. Ecco, quindi lei ha dovuto rimodulare per l'ennesima volta il piano vaccinale? Allora, il nostro piano vaccinale, l'abbiamo detto, è un piano che individua alcune macrocategorie che sono abbastanza ferme e che, come ha detto prima l'assessore, abbiamo avviato un piano di vaccinazione che va su linee parallele. Quindi gli operatori sanitari, i soggetti nelle strutture residenziali, il personale della scuola adesso e anche abbiamo anche cominciato col personale dei servizi essenziali, ma la velocità di queste linee di avvio dipendono e sono strettamente legate al numero di dosi che ci arrivano. Quindi questo è importante. Voi partirete con gli insegnanti, ma state partendo anche con le forze dell'ordine, l'esercito, i farmacisti? Allora, per quanto riguarda i servizi essenziali, abbiamo praticamente individuato di cominciare con i servizi penitenziari in primis e poi con altre categorie abbiamo fatto una gradazione che comunque vi possiamo anche far avere, ma soprattutto abbiamo chiesto a tutte le persone, ai soggetti appartenenti a queste categorie, soprattutto quelli che hanno dei servizi sanitari interni a cui possiamo consegnare le dosi, perché i loro operatori sanitari sono stati già vaccinati, perché facciano nell'ambito appunto delle proprie strutture, delle proprie organizzazioni i vaccini ai propri collaboratori. Questo ci consente di avviare, come ho detto prima, più linee di vaccinazione, perché se ci vogliamo proprio collegare al discorso delle varianti, una prima indicazione che viene fornita a tutti è quella di accelerare sul piano di vaccinazione, perché bisogna assolutamente ridurre la popolazione suscettibile. Più riduciamo la popolazione suscettibile, meno impatto in termini di morbosità e di mortalità avremo conseguentemente all'azione di questo virus. Quindi dobbiamo cercare di proteggere naturalmente innanzitutto le fasce più fragili e quindi andare per età oppure per setting specifici, ma anche cominciare a diffondere la protezione in altri setting che sono per esempio quello scolastico, quelli dei servizi essenziali. Questo è il nostro obiettivo. E quanti sono i soggetti aventi diritto? Allora abbiamo mandato una nota praticamente sia all'ufficio scolastico regionale che ci ha risposto, abbiamo raccolto, perché per quanto riguarda il corpo docente lì abbiamo fatto una stratificazione, cominciamo da prima col personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e poi andremo gradatamente. Abbiamo fatto questa scelta perché sono le scuole che abbiamo sempre mantenuto aperte e che quindi abbiamo pensato per prime. Per quanto riguarda le forze, gli appartenenti ai servizi essenziali, anche a loro abbiamo inviato una nota perché ci mandano i numeri dei soggetti che sarebbero popolazione per la vaccinazione e poi se riescono o meno a provvedere con i propri servizi alla vaccinazione. Stiamo costruendo questa tabella con queste numerosità che ci dà poi la possibilità anche di programmare in relazione all'arrivo delle dosi. Ve la forniamo appena l'abbiamo completata, ve la facciamo avere. Grazie. Federiva. Grazie, il Gazzettino. Buongiorno dottoressa, completamento della domanda di prima. Chiedevo la capacità quindi di sequenziamento rispetto all'indicazione di 500 a settimana. Sì, diciamo che io questa cosa di 500 a settimana non mi ritorna, perché adesso è arrivata anche una circolare ieri pomeriggio, ieri sera, anzi erano le 10, dal Ministero della Salute. Allora, questo vi dà l'idea quanto lavoriamo tutti i giorni. Circolare l'ECDC dice che ogni paese dovrebbe sequenziare almeno 500 campioni, un paese, non una regione, 500 campioni randomizzati nell'ambito, come diceva prima la collega, di tutti i tamponi che vengono fatti, test
che vengono fatti a seguito di casi sospetti o di screening. Allora, il Ministero adesso, sulla base delle positività che si sono riscontrate nella giornata del 16 febbraio in tutta Italia, ha suddiviso quanti tamponi devono essere sequenziati per ogni regione. Quindi un rapporto di sequenziamento, di sequenziazione in relazione al numero di tamponi positivi relativi a quella giornata, in maniera randomizzata. Per quanto riguarda la nostra regione mi pare siano 64 per questa, e quindi praticamente faremo questo tipo. Quindi tutta l'Italia viene, diciamo, sulla base della propria positività, viene fatto, proprio perché ci deve essere un calcolo statistico che poi sia rappresentativo della circolazione della variante inglese, di quella stiamo parlando, nel nostro paese, viene fatto questo tipo, nel nostro paese, quindi in Italia, viene fatto questo tipo di suddivisione statistica. Altre domande? Basta. Chiudiamo qui. La dottoressa Ricci, se può rimanere un attimo a disposizione delle TV, grazie.